Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione, anche oggi insieme fino alle 14:30 per raccontarvi cosa accade nel nostro territorio. Sono tanti temi che affronteremo anche oggi, torneremo a parlare della siccità, torneremo a parlare del Covid in ripresa, ci chiederemo se abbiamo davvero messo via le mascherine troppo presto e poi parleremo della politica. È stata una settimana interessante e fondamentale dal punto di vista politico con i risultati dei ballottaggi. Allora tireremo un po' le somme della politica anche in vista dei prossimi appuntamenti. Parleremo di economia, parleremo anche di come ci si prepara ormai all'arrivo della adunata triveneta degli alpini la prossima settimana e poi c'è la cronaca come sempre in primo piano. Parleremo anche fra pochissimo del contributo di accesso a Venezia e quindi tutte le novità che partiranno in forma sperimentale da agosto ma che poi saranno effettive da gennaio 2023. Una svolta importante per Venezia, la commenteremo insieme all'Associazione Veneziana Albergatori. È anche il giorno in cui partono i saldi in tutto il Veneto. Insomma, tanti gli argomenti che tratteremo, ma come sempre in primo piano c'è la cronaca. La cronaca ci porta nel Vicentino con il corpo senza vita di un 69enne trovato in un canale. Nanto, il corpo di un uomo di 69 anni è stato recuperato nella notte nelle acque del canale Bisatto. A ritrovarlo i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa. Il 69enne infatti sarebbe uscito ieri sera per una passeggiata con il proprio cane, ma non avrebbe più fatto ritorno. L'animale invece è stato notato verso le 23 vagare solo nei pressi dell'abitazione, proprio dallo stesso vicino che poi ha lanciato l'allarme. Immediate sono scattate le ricerche partendo da via Roma, l'ultimo luogo dove l'uomo è stato notato. Una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo aver scandagliato le acque, ha infine ritrovato il corpo dello scomparso nel canale ad una decina di chilometri dall'ultimo avvistamento. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso. Apparentemente sulla salma non sarebbero presenti tracce che potrebbero far pensare a violenze o un'aggressione. Probabile una causa naturale, un malore e la conseguente caduta in acqua. E poi l'ondata improvvisa di maltempo che ha colpito il Padovano ieri sera, ondate che certo non aiutano sul fronte della siccità ma provocano ulteriori danni. Guardiamo cosa è successo. Una grandinata violenta con chicchi anche di 5 centimetri come questo, caduti su varie zone della città di Padova e lungo una fascia tra i comuni dal Bignasego fino a Teolo e poi in varie aree dell'Alta Padovana, soprattutto tra Grantorto, Piazzola sul Brenta, Gazzo Padovano. Erano le 16 quando si è abbattuto il temporale. La pioggia tanto attesa ha portato con sé la temutissima grandine e un forte vento che ha abbattuto alberi in vari quartieri del capoluogo in zona industriale, danneggiate dai chicchi di grandine diverse auto nei comuni di Selvazzano Dentro e Teolo. È già iniziata anche la conta di quanto è accaduto nei campi in un anno tra i più neri degli ultimi decenni. Alla siccità si è aggiunto il forte vento che ha spezzato le coltivazioni a pieno campo come il mais, la soia, la barbabietola e l'erba medica. Danni importanti per la tempesta anche nei vigneti dei colli euganei tra Teolo e alcune aree di Vo e Rovolon. Se in alcune zone la pioggia ha lasciato spazio a un breve refrigerio, in altre aree di acqua non è caduta neppure una goccia. Eventi che, come dicevamo, non hanno nessun effetto positivo sul fronte della siccità, che continua a essere un grande allarme in tutto il Veneto. Restiamo su Padova, nessun rischio di razionamento idrico per la città di Padova, ma a soffrire in modo pesante, lo abbiamo raccontato in questi giorni, sono i canali. L'abbiamo visti diventati quasi dei prati sommersi dalle alghe. Per questo il Comune ha dato vita a un tavolo permanente con il Genio Civile e con il Consorzio di Bonifica. Moria di pesci in tutti i canali per mancanza di acqua e ossigeno, emergenza rifiuti, consumo consapevole di uno dei nostri beni più preziosi. Il Comune di Padova affronta tutte queste problematiche e dà vita a un tavolo permanente con i rappresentanti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Problemi per agricoltura e industria, rischio di danni ambientali. Gli argini sono luoghi che naturalmente vivono della presenza dell'acqua, quindi bisogna monitorare da una parte un problema di sicurezza, quello più immediato è la moria di pesci e la formazione di alghe.
Quindi da una parte il tentativo di portare in salvo più animali possibili, qui se ne sta occupando la provincia con la polizia provinciale e la polizia ambientale che hanno il compito in questi giorni di trasferire quanti più pesci possibili in acque sicure, mentre noi del Comune, ieri al coordinamento abbiamo deciso anche di intensificare questo tipo di azione e andiamo a far pulizia sia di carcasse di pesci che purtroppo sono morti, quindi evitare fenomeni anche di putrefascenza, quindi problemi anche di carattere sanitario, igienico. E stesso dicasi il monitoraggio delle alghe. Affiorano tutto ciò che sta sotto i fiumi, carrelli, biciclette e quant'altro, e quindi anche questo. Quindi abbiamo ingaggiato una ditta per intensificare questo tipo di attività. Il tavolo resta un tavolo permanente. Nessun rischio di razionamento idrico a Padova, con l'acqua potabile che non viene prelevata dal fiume ed epurata, ma arriva direttamente dalle fonti di Villa Verla. Altro fronte nel Vicentino, il lago di Fimon, l'abbiamo raccontato proprio in questi giorni, in queste settimane, il lago soffocato dalle alghe. Una proposta arriva dal delegato provinciale Matteo Macilotti. Siccità spietata, canali in secca, fiumi prosciugati, il lago di Fimon è ai minimi storici, proliferano le alghe, l'acqua ristagna, si sta impaludando. Per questo il sindaco di Arcugnano aveva lanciato l'allarme. Sì, il lago di Fimon sta proprio male. La siccità e le temperature elevate stanno evidenziando i problemi ormai strutturali di questo specchio d'acqua che si sta lentamente impaludando. La responsabilità di questo lago è della regione e della provincia, dalle quali ci aspettiamo delle risposte, dei progetti definitivi per risolvere questo problema che è ormai annoso e conosciuto. Serve un intervento nell'immediato, ma anche e soprattutto in prospettiva. Il protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza, firmato a maggio, porta il problema direttamente sul tavolo di Matteo Macilotti. Abbiamo stipulato da poco una convenzione con la Regione affinché si possa iniziare a dare una prospettiva futura a questo lago con interventi concreti. La provincia chiede alla Regione di convocare il tavolo tecnico istituito proprio per trovare una soluzione all'impaludamento. Servono interventi concreti. Per quanto attiene le possibili soluzioni, certamente non mi voglio sostituire al comitato tecnico. Probabilmente però ritengo che dovrà essere necessario il dragaggio appunto dell'intero lago, e operazione che costa appunto sbagliati milioni di euro, e quindi è importante che si arrivi al più presto a una progettazione, a un piano economico, in modo che poi si possa richiedere agli enti competenti appunto la somma che sarà necessaria per effettuare questa operazione che salverà appunto il lago stesso. Strettamente legato anche alla siccità, i problemi legati alla pesca, che sono legati anche ovviamente al caro carburante, come abbiamo raccontato tante volte. Ieri presentati gli stati generali della pesca che prenderanno il via la prossima settimana, il 5 luglio, con tutti i problemi sul tavolo. Chioggia, Porto Tolle, Caorle, Venezia. Stanno per iniziare gli stati generali della pesca del Veneto, una 4 giorni dal 5 all'8 luglio organizzata dalla Regione per definire le linee strategiche per l'utilizzo delle risorse in arrivo dall'Unione Europea e aiutare lo sviluppo sostenibile delle imprese venete. È un settore che ha un'importanza strategica per il Veneto, per la comunità veneta, un'importanza di carattere economico, occupazionale, legata alla qualità del prodotto che poi arriva sulle tavole dei consumatori, ma anche da un punto di vista ambientale. Io vorrei poi aggiungere anche l'attenzione che dobbiamo avere a tutto il mondo della pesca, ai nostri pescatori, anche da un punto di vista del rapporto che gli stessi hanno con il territorio, con le nostre comunità. Fare il pescatore significa avere un legame profondo con la nostra terra, con il nostro mare, con le nostre lagune, avere una professionalità che è garanzia di equilibrio ambientale, che poi si traduce anche in una ricchezza della nostra comunità, del nostro sistema economico. Nelle prime 3 giornate si discuterà di pesca e acquacoltura nelle acque interne, sostenibilità, programmazione europea, mentre nell'ultimo appuntamento, quello veneziano, si analizzeranno le proposte del distretto della pesca del Nord Adriatico per gestire le risorse relative alla pesca che saranno presentate dagli operatori. Sarà inoltre presentato il libro bianco della pesca.
Vuole fare il punto su quanto vale la filiera della pesca e dell'acquacoltura in Veneto e nell'Alto Adriatico e anche proporre delle azioni concrete, delle linee guida per facilitare lo sviluppo di questo settore nei prossimi anni. Il Veneto ha delle caratteristiche distintive anche proprio per le valenze tipiche del suo territorio. Siete la prima regione per produzione di caviale, la seconda per produzione di vongole e veraci e in generale avete una produzione di altissima qualità, cioè il valore unitario della produzione è estremamente elevato, ai primi posti in Italia, quindi anche sui mercati internazionali avete una proiezione molto interessante. Anche per questo si sta lavorando a livello europeo. La prossima settimana a Strasburgo daremo il via libera al residuo importo dei FEAMP, quindi il FEAMP precedente, che sarà utilizzato per il compenso del fermo pesca e dei costi aggiuntivi supportati dai pescatori e dagli acquacoltori nel periodo dall'inizio della guerra in Ucraina. Una piccola battaglia che abbiamo raggiunto è quella invece di estendere a tutti gli Stati membri, perché tutti hanno avuto problema del rincaro dei prezzi. Quindi sono battaglie piccoli passi, ma che ci stanno portando nella giusta direttiva. Uno dei temi degli Stati Generali a Chioggia sarà la moria di vongole nella laguna appunto di Chioggia, un allarme lanciato da Pescagri di CIA Veneto e di cui si occupa anche la prossima puntata del nostro settimanale Agricoltura Veneta. Cosa sta succedendo qui? Sta succedendo che l'aumento di salinità sta cambiando proprio l'ambiente lagunare e per noi allevatori significa che si fa difficoltà a continuare ad allevare la vongola. La vongola veneta è in pericolo. L'allarme lo stanno lanciando gli allevatori della laguna di Chioggia che denunciano una diminuzione dell'80% del prodotto pescato. Conseguenza dei cambiamenti climatici accentuata dalla siccità di questi mesi che ha reso più salata la barena e di conseguenza la sparizione della vongola a fronte del dilagare di molluschi e di altra fauna di mare aperto. Stanno arrivando delle specie nuove e con queste purtroppo qualche predatore. C'è stata un'esplosione di murici, che poi sono questi animali, che sono dei pesanti predatori della vongola. È difficili da gestire e che hanno portato a questa contrazione, diciamo, della produzione. E questo è l'esempio di come si stanno moltiplicando questi molluschi a discapito della vongola e di conseguenza di tutto l'indotto economico relativo. Quanto fatturato si perde qui in questo tratto di laguna veneta? Guarda, non è semplice fare una stima dei valori, ma sicuramente parliamo di decine e decine di milioni di euro fra produzioni e attività indotte. Sono oltre 500 le famiglie che vivono di questo settore della pesca veneta sempre più in crisi e che, adattandosi al cambiamento climatico, ora stanno sperimentando in laguna l'allevamento delle ostriche. Tutto questo potrebbe risollevare in parte l'economia? Potrebbe risollevare in parte l'economia perché la laguna di Venezia si presta a questo tipo di allevamento. Dovremo superare delle difficoltà più che altro amministrative e burocratiche. Perché la concessione demaniale prevede l'esclusivo allevamento solo di vongole. Problemi ambientali e inghippi burocratici che Pescagri porterà ai prossimi Stati Generali della Pesca a Chioggia. Come CIA Veneto continueremo a fare pressione affinché venga modificata la carta ittica per l'inserimento dell'ostrica tra le specie coltivabili all'interno della laguna di Venezia. Ma la marinizzazione della laguna è un tema, sottolinea Pescagri, che già da tempo è su tutti i tavoli della politica. L'importante è che ci si alzi da questi tavoli con delle soluzioni. A volte non è così. Torniamo alla cronaca e torniamo a Venezia capoluogo della laguna, con l'identificazione del giovane che ha percorso in Vespa le fondamenta delle zattere. Ha fatto scalpore in questi giorni anche un video diventato virale. È un 19enne olandese che oltre al DASPO da Venezia ha ricevuto una multa da 600 euro. Oltre ad un'enorme popolarità sui social network, il giro in Vespa lungo la fondamenta delle zattere a Venezia è costato ad un 19enne olandese la bellezza di 600 euro di multa in base agli articoli del regolamento di polizia e sicurezza urbana che sanzionano le infrazioni con gli autoveicoli e gli atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie. I fatti si riferiscono a mercoledì scorso, quando il giovane ha percorso su 2 ruote la lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca, tra gli sguardi stupiti dei passanti, entrando di diritto nel novero di imprese come l'automobile che attraversa il ponte di Calatrava o il tuffo con tavola da surf dal ponte degli Scalzi. Ripreso da numerose telecamere, il ragazzo che ha pernottato nella zona di Santo Stefano è stato infine identificato e multato e riceverà anche un DASPO da Venezia.
Sempre dalla provincia di Venezia, l'intervento per una discarica abusiva a Chioggia. A conclusione di un'indagine riservata durata alcuni mesi, il nucleo operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Chioggia ha accertato un'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, priva di qualsiasi autorizzazione. L'intera attività era svolta abusivamente da 2 persone. I militari hanno sequestrato un'area di circa 500 metri quadri, una vera e propria base logistica al cui interno venivano effettuate diverse lavorazioni direttamente a contatto con il suolo, senza alcuna precauzione per l'ambiente. Svariate tonnellate di rifiuti e i 2 mezzi che quotidianamente venivano utilizzati per l'attività della discarica sono stati sequestrati. Le 2 persone, incensurate, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Venezia. Allora, Padova adesso, e cambiamo argomento, lasciamo la cronaca, ci torneremo fra poco per parlare invece di opere viarie, perché con la realizzazione del nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo, quindi siamo nel Padovano lungo la strada provinciale Valsugana, stamattina, un'ora fa circa, è stato demolito il vecchio ponte sul Brenta. Ci aggiorna tutto in diretta proprio da Curtarolo la nostra Chiara Gaiani, che si trova sul posto con Cristian Roca Allende. Buongiorno Chiara. Nicola, buongiorno ai telespettatori. L'esplosione è avvenuta circa un'ora fa, sì, come hai detto, con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Sono state fatte esplodere 860 microcariche alle 11 in questa zona. Ci troviamo appunto nel comune di Curtarolo. I primi 5 fischi che hanno dato l'avvertimento che nel raggio di 200 metri dalla zona dell'esplosione nessuno avrebbe dovuto metter piede. Sono state fatte evacuare circa una quindicina di famiglie, alcune residenti nel comune di Curtarolo, altre nel confinante comune di Piazzola sul Brenta. In questo momento, come potete vedere grazie alle immagini del collega Cristian Roca Allende, sono in corso le operazioni di pulizia. Ecco, devo dirvi che l'esplosione è stato un momento che ha colto un po' di sorpresa tutti, compresa me. L'esplosione è stata attivata da Silvano Vernizzi, presente sul posto, direttore di Veneto Strade, con l'assessore De Berti, l'assessore regionale Bottacin. Nel giro di pochi secondi abbiamo visto tutti un gran polverone, poi alcuni sassi sono arrivati addirittura a lambire le auto presenti nella zona di sicurezza, e una parte, perché in realtà il ponte è suddiviso in 2, la parte più obsoleta, quella che rischiava davvero il crollo dopo la terribile piena della tempesta Vaia, non c'era più. Che cosa accadrà adesso qui? Scusate, ma continuo a guardare dietro perché i mezzi, giustamente, della ditta, un consorzio di ditte padovane, stanno continuando ad operare sul ponte. Ecco, il nuovo manufatto è già stato praticamente realizzato in fabbrica, come accade in questi ultimi anni, e verrà man mano posizionato qui. Tutti i lavori saranno completati entro la fine di ottobre, ci hanno assicurato. Era un momento molto atteso dai residenti di questa zona, ma non solo, perché questa, che in questo tratto è una strada provinciale, ma ci troviamo lungo la Valsugana, che nel resto del suo lungo corso da Padova a Trento è una strada statale. Questo tratto per circa 3 anni in questo tratto il ponte ha avuto una portata di carico massima di 35 tonnellate, dividendo di fatto in 2 la provincia di Padova ed impedendo il passaggio di mezzi pesanti. Alle mie spalle la Cittadella, ad esempio, dove è la zona industriale importante, ma anche tutta la zona del Bassanese, e soprattutto il collegamento con la superstrada pedemontana di recente apertura. Quindi entro ottobre questa zona dovrebbe tornare alla viabilità normale. Per quanto riguarda il futuro di tutta la viabilità di quest'area, c'è un ragionamento in corso da parte della Regione. Intanto il primo step è quello di far diventare questa tratto di strada una strada statale, e poi ragionare anche sull'altro asse molto importante per questa zona, cioè la strada regionale 308 del Santo. Ne approfitto per aggiornarti su quanto abbiamo chiesto all'assessore De Berti riguardo alla strada pedemontana. L'8 luglio l'apertura del casello di Spresiane, quindi il collegamento con la A27, e questo nuovo tratto che si apre, e anche
i soldi insomma, che arrivano dai flussi potrebbe in seguito portare ad una diminuzione delle tariffe. Sappiamo che da più parti insomma, i residenti chiedono che la pedemontana costi meno, soprattutto le persone che vivono nel tratto di collegamento. Ecco Nicola, non so se tu hai altre domande da studio. Volevo chiederti, quindi sostanzialmente la sperata riduzione delle tariffe è legata agli introiti futuri, questo è il concetto? Sì, all'incirca sì, e quello che ci ha detto l'assessore De Berti è proprio questo. Ovviamente è un'esigenza che arriva dal territorio, che è ben presente sui tavoli della regione, c'è un lavoro continuo insomma, legato a questo. Tra l'altro loro mi dicevano che non solo il casello, l'assessore De Berti mi ha parlato non solo del casello di Spresiano, ma ovviamente la regione sta lavorando alacremente anche per completare la galleria di Marlo, quindi per aprire un altro tratto di pedemontana. Il completamento totale di tutto il tracciato dell'opera dovrebbe portare all'aumento ovviamente del traffico presente e quindi poi a una ridefinizione di quelle che potrebbero essere le tariffe. Benissimo, grazie a Chiara Gaiani e grazie anche a Cristiano Caiende. Questa sera vedremo proprio il servizio allora, sulla demolizione del vecchio ponte sul Brenta a Curtarolo. Grazie ai nostri inviati a Padova. Allora adesso torniamo a parlare di Covid. Vi do un aggiornamento del Covid di queste ultime ore. Sapete, era da tempo, insomma, avevate notato, non davamo grossi aggiornamenti quotidiani perché il Covid era, tra virgolette, in recessione. Stiamo tornando invece a darvi nuovamente conto dei contagi perché, ed è storia, insomma, di queste settimane, i contagi stanno aumentando di nuovo, la cosiddetta ondata estiva, si sta parlando anche di questo. Nelle ultime 24 ore altri 8.110 nuovi positivi in Veneto, nella maggior parte a Padova 1.750, Venezia 1.584 e Treviso 1.373 con 5 decessi. Resta buono il numero dei ricoveri ed è questo sempre il termometro più importante, ma c'è un aumento considerevole ormai da tempo dei contagi e fra i nuovi contagiati, almeno in provincia di Treviso, c'è anche il sindaco Mario Conte, nonché presidente ANCI Veneto, che ha annunciato tutto questo su Facebook. Allora vediamo proprio questo servizio relativo al sindaco Conte positivo al Covid. Dopo aver a più riprese colpito all'interno della sua giunta, alla fine il Covid ha raggiunto anche il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, che già ieri, avvertendo raffreddore e tosse, aveva scelto prudentemente di non partecipare a una conferenza stampa a Cassugana. Il tampone positivo ha infine confermato i suoi timori. In un post pubblicato in mattinata sui suoi profili social, Conte ha annunciato di avere sintomi blandi, tosse, mal di gola e raffreddore appunto. Il Covid, scrive, ha deciso che dovevo passare qualche giorno a casa, infatti, scherza come sua abitudine, mi sono messo alla ricerca delle scatole di Subbuteo e Forza 4, ma poi torna serio e fa sapere dalla finestra: continuerò a vegliare, a chiamare assessori e consiglieri, ad ascoltare e leggere le richieste dei cittadini, cantieri, progetti, opere, di cose da fare ce ne sono tante. Andiamo avanti, conclude Conte, torno presto. E poi vediamo il punto dei contagi, l'abbiamo visto, Venezia tra le più colpite, vediamo il punto proprio in ULSS 3, un ULSS 3 dove ieri sono stati anche isolati 3 casi di vaiolo delle scimmie. Oltre 170 operatori sanitari sono in isolamento, più 60 sospesi perché non vaccinati, di cui alcuni medici. 4.483 nuovi pazienti positivi al Covid registrati nell'ultima settimana e 8.316 persone in sorveglianza con un'età media di 48 anni. L'estate non ha arrestato il Covid, quindi la richiesta di tamponi, tanto da spingere l'ULSS 3 ad attivare un drive-thru al Palexpo di Marghera. L'incremento magari è dovuto dal fatto che la valutazione con il tampone viene fatta in maniera più mirata, perché chi si rivolge a noi spesso è sintomatico, però vuol dire che in questi giorni siamo arrivati a isolare anche oltre 1000 positivi. Questo è un grosso sacrificio, un grosso problema che dobbiamo affrontare con un'attenzione particolare alle linee di tamponamento, che noi stavamo mettendo
un attimino in stand-by, vista e considerata la stagione, visto e considerato una serie di problematiche anche per il personale, e invece dobbiamo tenere attenzionati e naturalmente anche potenziare. Ma questo non è l'unico fronte su cui è impegnata l'ULSS 3 con 3 casi di vaiolo delle scimmie. Abbiamo isolato fino adesso in maniera certa solo 3 casi, abbiamo fatto tutte quelle che sono le misure di sanità pubblica necessarie e direi che il problema è sotto controllo. Ma in questi giorni è stato registrato anche un caso di Candida aurea su un veneziano rientrato dall'estero. Abbiamo diagnosticato una Candida aurea. La Candida direi che è abbastanza comune tra di noi, il piede d'atleta è una delle cose che la contraddistingue. In questo caso è un fungo molto, molto resistente ed è il primo isolamento che avviene nel Veneto. Allora, pochi istanti di pubblicità, resteremo a Venezia e parleremo del contributo di accesso a Venezia, subito dopo la pubblicità. Dall'anno prossimo, per accedere a Venezia sarà necessario pagare un contributo d'accesso. Il provvedimento si inquadra nel sistema con cui il Comune intende regolare i flussi turistici in città. Il contributo sarà applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e quindi alle sole persone che non pernottano a Venezia. La data è stabilita, 16 gennaio 2023, le modalità sono state stabilite, le esclusioni anche, e quindi si parte con grande umiltà, con la certezza che sarà un sistema sicuramente complesso, sicuramente impegnativo da gestire, sicuramente innovativo, sicuramente pionieristico. Le prossime tappe sono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e in settembre la delibera di giunta che stabilisce le soglie a cui sono poi agganciate appunto le tariffe che vanno dai 3 ai 10 euro come da regolamento approvato ieri. Il Comune sta anche pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura. Venezia resterà sempre aperta, ma superata una certa soglia di presenze, che potranno essere diversificate nel corso dell'anno, si pagherà un contributo più alto. Il bilancio non ha bisogno di questi soldi. Queste sono una misura di incentivo e disincentivo che insieme alla prenotazione fanno sì che cerchiamo di far vivere meglio il turismo a coloro che vengono in visita alla città e meglio ai residenti di vivere nella propria città. Oltre ai residenti e a chi è nato all'interno del Comune di Venezia, il contributo d'accesso non si applica a chi a Venezia studia e lavora, chi deve accedere a strutture sanitarie, ai proprietari di immobili, i minori di 6 anni, i disabili e i loro accompagnatori. Entro certe soglie, che saranno deliberate dalla Giunta Comunale, non dovranno pagare nemmeno i residenti della città metropolitana e della Regione Veneto. Molti saranno i controlli, saranno operati da personale autorizzato in tutta la città, non più appunto come era precedentemente nel precedente sistema, solo appunto dove scendevano le persone dal treno o dall'autobus. I residenti ovviamente non saranno costretti in alcun modo a prenotarsi e sarà sufficiente esibire la carta di identità nel momento del controllo. Chi invece sarà richiesto di prenotarsi appunto sono le persone che vengono da fuori e che dovranno appunto registrarsi e prenotarsi e dichiarare eventualmente il motivo di esenzione, che sono quelli elencati nel grande regolamento che abbiamo appena approvato. Ovviamente chi dichiara il falso si assume la responsabilità della sanzione da parte del Comune di Venezia, ma anche il rischio di essere poi appunto chiamato a rispondere penalmente di dichiarazioni false. Per abituare al meccanismo di prenotazione e iniziare a testare il sistema, intanto dal 1 agosto saranno previsti sconti sui mezzi pubblici e sul circuito culturale a chi annuncerà la propria visita almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Si avrà la possibilità appunto di avere una scontistica non prenotando ma dicendo io vengo quel giorno. A noi servirà come esperimento in questi mesi per capire e per far iniziare a pensare alla gente che bisogna fare questo sistema. Così dunque il servizio del nostro Filippo Fois ieri, saluto e ringrazio per essere con noi, così commentiamo un po' questa notizia e tutti questi dettagli. Grazie per essere con noi a Daniele Minotto, buongiorno, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, buongiorno. Allora, ci commenta un po' dal vostro punto di vista il contributo d'accesso. Insomma, adesso c'è la certezza che si partirà dal 16 gennaio 2023, i primi test di quest'estate già in agosto, insomma, per testare il sistema. Dal vostro punto di vista è il sistema migliore o il migliore dei sistemi possibili per arginare, insomma, l'invasione, tra virgolette, di Venezia?
Noi stiamo collaborando con l'amministrazione ormai da parecchio tempo su questa iniziativa e la vogliamo sostenere. Vediamo delle difficoltà in termini di gestione sulle prenotazioni per avere l'esenzione a monte per chi verrà per pernottare, perché come giustamente ricordava l'assessore, i turisti pernottanti, che sono la principale risorsa della città, che però sono solo il 30% di quelli che frequentano Venezia, non saranno sottoposti a questo contributo. Diventa importante capire come riuscire a far dialogare i sistemi dei gestionali delle nostre strutture, quindi quando si fanno la prenotazione, in modo che a monte la persona sia tranquilla, l'ospite di venire a Venezia. L'altra cosa sarà sicuramente importante comunicare nel modo corretto in tutto il mondo che oltre alla tassa di soggiorno non c'è anche un contributo d'accesso, ma quello lì deve essere uno strumento utile a vivere meglio la permanenza nella città. Lo si proverà, come giustamente diceva l'assessore Venturini, parte la sperimentazione, speriamo che sia una soluzione sicuramente migliore rispetto a quella dei tornelli e che permetta adesso un sistema di incentivazione e disincentivazione in modo da gestire anche quelle fasi dove c'è un calo di presenza, ad esempio quando andiamo verso l'inverno dopo la mostra del cinema, quindi magari anche una tariffazione, come veniva accennato prima, mobile, dove possa magari una persona invece di venire nei momenti di massimo flusso venire in quelli che sono i momenti dove c'è una città già più vivibile per il periodo. Quindi sostanzialmente la grande sfida è, al di là del concetto stesso, che poi insomma è un sistema, forse l'unico sistema per riuscire a incentivare senza creare il caos, la sfida è nella comunicazione, che deve essere precisa, e diciamo, le reti che si interfacciano in modo giusto, perché poi quello è il problema, è il rischio che si crei un caos, è così? Sì, esattamente questo, quindi davvero ci vuole una fase di grande attenzione. Adesso noi abbiamo interrogato i nostri soci, abbiamo raccolto per capire le informazioni delle persone che arrivano in città, perché poi la prenotazione ormai quasi tutti quanti la facciamo attraverso i grandi portali di prenotazione e quasi mai arriva anche il dato della persona se non nel momento in cui arriva in città o comunque ha confermato la prenotazione in modo definitivo che non sia più cancellabile. Quindi è una fase delicata, va trovato il giusto modo di gestirla, perché dopo non si ritorca come una paura a venire nella città e allora magari una persona dice preferisco magari andare da un'altra parte e non venire a Venezia. Sono ormai dopo 25 mesi dal carnevale che abbiamo ripreso a lavorare abbastanza bene sui livelli pre-pandemia. Non vorremmo che una situazione di comunicazione non corretta o di comunicazione telematica da parte delle portali di prenotazione vada a inficiare quella che è una ripartenza che abbiamo davvero aspettato tanto e sofferto moltissimo. Ecco, secondo lei, ma immagino di sì, sarà prevista una massiccia campagna di informazione su questo contributo d'accesso, proprio per essere chiara con tutti? Noi lo auspichiamo, ne abbiamo parlato con l'amministrazione e su questo ne sono convinti tutti quanti. Ovviamente dobbiamo uscire da quelli che sono i canali di comunicazione interni di città o di paese, ma bisogna iniziare a lavorare molto con la stampa estera, con tutti i canali di comunicazione che siano i grandi operatori turistici che sappiano dare l'informazione corretta. In tutto questo, in questi giorni c'è anche stata la notizia dell'aumento delle tariffe dei vaporetti a CTV. Su questo cosa dite? Questa è una tematica complessa da dover... certo che i costi che ci sono in città sono già abbastanza elevati per quanto riguarda i non residenti all'interno della regione che hanno l'IMOB. Portarla a 9,50 € diventa abbastanza impegnativo, perché quando si interessa una famiglia il costo diventa importante. Speriamo che corrisponda anche a un miglioramento della qualità dei servizi, che sono già molto buoni, ma che possano essere più efficaci per tutto quanto il territorio comunale. Possiamo anche capire che, come stiamo vedendo noi, un aumento del 40% dei costi tra bollette e gli aumenti di quelli che sono gli approvvigionamenti, immaginiamo che anche la compagnia di trasporti abbia degli aumenti che sono importanti. E quindi credo che ci sarà un aumento un po' su tutte le cose man mano che andiamo avanti, perché questa situazione tra la crisi energetica e sicuramente la fase di guerra in Ucraina
ha innescato un meccanismo di inflazione davvero importante. Noi lo stiamo soffrendo parecchio perché siamo a livelli di fatturato sì pre-Covid, quindi siamo molto contenti, però se dobbiamo tirare una riga rispetto ai costi che stiamo sostenendo, oggettivamente non è così positiva. Immagino sia lo stesso anche per la CTU. Certo, e fra poco ci arriviamo proprio agli aumenti, ampliando un po' sul settore e non solo a Venezia, perché insomma c'è un'analisi di Federconsumatori che parla insomma delle vacanze e di fatto mostra i turisti meno italiani che andranno in vacanza con la calcolatrice per cercare di tirare un po' la cinghia. Un'altra cosa importante però che viene da Venezia, un'altra novità, le faccio vedere il servizio e poi lo commentiamo, e cioè che il Comune di Venezia potrà decidere i limiti e le modalità degli affitti di appartamenti ai turisti. L'emendamento al DL Aiuti presentato dal deputato Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. È un primo stop agli affitti turistici selvaggi a Venezia. È la prima volta che in Parlamento si riconosce la necessità di disciplinare la materia. L'emendamento al decreto legge aiuti presentato dal deputato veneziano Nicola Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Assegna al Comune la facoltà di individuare i limiti massimi temporali e di case che possono essere affittati ai turisti. Lo scopo è favorire locazioni di lunga durata e quindi la residenzialità in una città arrivata ai limiti dello spopolamento. La norma terrà comunque conto della funzione di integrazione al reddito di chi affitta un'unica abitazione. Quello che avviene in tutta Europa. Avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Dappertutto c'è una disciplina. Si farà nelle principali città occidentali, ma la reazione di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari di casa, non è stata entusiasta. Stando all'ANSA, l'emendamento è definito liberticida dagli scopi occulti di dubbia costituzionalità, esasperatamente dirigista, di ottuse politiche punitive e che incrementerà gli affitti in nero e renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione. Diverso il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che rivendicando contributo e sostegno alla stesura dell'emendamento ha definito il turismo una risorsa fondamentale che però va regolata e regolamentata per trovare un equilibrio tra chi vive in città e chi viene a visitarla e salvaguardare così l'identità di Venezia. Esulta anche Giovanni Leone, tra i promotori di ATA, Alta Tensione Abitativa, che con il sostegno, tra gli altri, del regista Andrea Segre, quest'inverno aveva iniziato ad introdurre la possibilità di una norma del genere. A metà giugno, durante un'audizione in commissione alla Camera, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto aveva detto che la città è letteralmente snaturata dal turismo di massa e può risolvere i suoi problemi solo con una legislazione speciale che parta dalla limitazione agli affitti turistici. La commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva, è organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi e quindi comporta una forte elusione anche di quelle che possono essere le imposte. Allora Minotto, anche questa è una novità importante, come la inquadrate? Noi abbiamo sempre sostenuto che è necessaria introdurre una regolamentazione. Se teniamo conto di un dato, in questo momento nel Comune di Venezia abbiamo 2.000 posti letto in più dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, cioè noi abbiamo circa 38.000 posti letto e più o meno 40.000 sono quelli dichiarati, quindi quelli che sono in chiaro, quindi non stiamo parlando del sommerso, che sono quelli gli alloggi, le strutture complementari, quindi gli alloggi di cui stiamo parlando. Ora, il fatto che ci siano delle limitazioni alla possibilità di una persona che possiede un bene va sempre usata la giusta misura. Noi riteniamo che questo emendamento sia importante perché permette di spostare la legiferazione della materia dal livello nazionale dello Stato al livello comunale. Vanno introdotte delle regole, così sembra forse un po' eccessiva come è stata indicata dalle prime battute dell'emendamento, però sicuramente noi sosteniamo da sempre che gli alloggi turistici devono avere la possibilità di essere gestiti se diventano lavoro, cioè se io dedico la giornata a vedere i portali, a vendere la struttura, a fare le operazioni di check-in, di check-out, forse è un lavoro vero e quindi dovrebbe essere anche tassato come
un lavoro di un'impresa, e quindi anche introducendo quelle che sono le normative sulla sicurezza, quelle che sono sottoposte tutte le aziende. Se no davvero rischiamo di avere una massa di posti letto superiore a quelli alberghiero, con un costo decisamente più basso a quello che sostengono le strutture organizzate. Anche in termini di sicurezza diventa molto importante, perché ovviamente una struttura alberghiera ha il portiere praticamente 24 ore su 24, ha del personale pronto a poter dare un'assistenza anche dal punto di vista di primo intervento sanitario, di poter chiamare le autorità nel momento, gli organi preposti qualora succeda qualcosa, e quindi un presidio del territorio importante. Oltre al fatto che ogni posto letto che viene dato del settore alberghiero corrisponde anche a un numero di posti di lavoro regolari che sono decisamente diversi rispetto a quelli del mondo degli appartamenti. Però, siccome è una richiesta comunque che fa il turista di andare in un certo tipo di struttura, secondo noi va regolamentata, va definita appunto quanti giorni, come deve essere gestita. Sicuramente deve essere gestita in modo imprenditoriale, perché diverso è quel tipo di strutture inizialmente nascevano con il fatto una stanza libera in casa, l'affitto, allora in quel caso diventa davvero integrazione al reddito. Così quando uno inizia a avere 1, 2, 3, 10 appartamenti, li gestisce come fosse una struttura alberghiera, perché a questo punto magari ha 100 posti letto, forse devono esserci delle normative e delle regolamentazioni che siano analoghe a quelle delle strutture, perché se no si diventa anche una forma di concorrenza non proprio corretta all'interno della città, e quindi anche con tutte le difficoltà che ci sono dal punto di vista dell'ordine pubblico, come citava il prefetto. Va lavorata, lavoreremo con l'amministrazione per trovare quelle che sono il perimetro nel quale va ridefinita anche questa normativa. Ci fa lo stato dell'arte in questo momento a Venezia, della situazione turismo, situazione alberghi, e cosa prevedete per i prossimi mesi? Noi diciamo che abbiamo visto una situazione migliore di quella che pensavamo, perché dopo tanti mesi di difficoltà anche economiche, perché come siamo stati chiusi noi, sono state chiuse anche tante aziende, quindi anche il potere economico delle persone pensavamo che fosse decisamente più basso. Invece dobbiamo registrare che nel momento in cui la mossa del virus, della pandemia si è ridotta, e di fatto dalla fase del carnevale la città storica in modo particolare ha ripreso piuttosto bene, andando a dei picchi già di quasi tutto esaurito. Ad aprile hanno riaperto più o meno tutte le strutture, ci sono strutture che sono rimaste chiuse dal 12 novembre del 2019, quindi dall'acqua alta, e hanno riaperto il 9 aprile del 2022, quindi abbiamo dovuto mantenere delle strutture chiuse, costosissime, e che però sono riuscite a riaprire la quasi totalità. Da aprile ad oggi stiamo registrando dei livelli di occupazione analoghi a quelli del 2019, quindi con un livello altissimo, sopra l'80% di occupazione in media, e in questo momento le previsioni anche per l'estate sono buone. Si è ridotto ovviamente quello che era il traffico di persone che provenivano dall'est, quindi dall'Asia, per gli ovvi motivi, però è anche vero che chi sta da quest'altra parte del fronte di guerra non può andare dall'altra parte, quindi davvero stiamo rivedendo dei numeri interessanti. Sono tornati anche dall'America, che è uno dei nostri mercati più importanti, e l'aeroporto ci sta dicendo che con settembre dovremo ritornare ad avere un traffico a circa il 95% di quello che era il traffico del 2019. Quindi in questo momento, se non ci sono escalation dal punto di vista di conflitti internazionali, che non ci siano un ritorno di Covid, che per quanto anche dai servizi precedenti ci stavate facendo vedere, sembra che l'autunno possa ritornare a creare qualche difficoltà, speriamo di no, però in questo momento dobbiamo dire che siamo tornati davvero al 2019. Lo diceva prima, parlando dei costi, che voi dovete ovviamente tollerare i costi dei rincari, poi ci sono i rincari anche per ovviamente i turisti. Venezia, lo sappiamo, fa storia a sé, ha anche un determinato spesso target di turisti, però le leggo qualche dato che è venuto fuori oggi su Repubblica, l'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori, e insomma è uno scenario con una famiglia media che per andare in vacanza spenderà
16,8% in più di quanto spendeva lo scorso anno, gli scorsi anni, più 7,8% per la vacanza in montagna, più 5,6% per la crociera. Insomma, è un'estate in cui il turista, diciamo, medio dovrà scegliere se fare qualcosa, una vacanza magari un po' più ristretta, o dovrà stare veramente con la calcolatrice in mano. Quello dei rincari è un tema enorme anche per il turismo a Venezia, immagino. Certamente sì, noi in questo momento stiamo vendendo i prezzi del 2019, erano buone tariffe, lo sono anche oggi, però ovviamente aumentando i costi la livella porta verso un guadagno decisamente minore. Però di sicuro la vacanza si compone di una serie di elementi, come prima parlavamo dell'aumento del costo del vaporetto, ma immagino anche come ad esempio in questi ultimi 2 anni è stato un turismo di prossimità che si è mosso in macchina. È sicuramente diverso chi si è mosso l'estate scorsa con la macchina per venire in Italia anche dalla Germania rispetto ad oggi, perché è un problema che non riguarda solo il nostro paese ma anche tutti gli altri paesi del mondo. Quindi di sicuro già tutti quanti, solo se prendiamo quell'indicatore della pompa della benzina, vediamo che abbiamo un aumento che è incredibile, dal punto che non è mai accaduto in passato in modo così forte. E quindi di conseguenza costerà sicuramente molto di più. Noi a Venezia diciamo che abbiamo sempre avuto un livello di permanenza abbastanza basso, perché il pernottamento medio è di circa 2,2 notti, quindi meno di quello non dovrebbe esserci per quanto riguarda la singola persona. Sicuramente su quelle che sono le permanenze che vengono in quelle che sono le località magari di montagna o di mare, dove di solito uno fa la settimana in 15 giorni, sicuramente dovranno fare delle scelte un pochino diverse rispetto a quelle che venivano fatte negli anni passati. E sarà sicuramente così. Grazie allora, grazie a Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Grazie a voi, buona giornata. Grazie e buon lavoro, grazie e buon lavoro. Allora, restiamo a un tema di rincari, c'è sempre il rincaro dei carburanti, il taglio delle accise non ha dato i risultati sperati, un nostro nuovo viaggio proprio per parlare di questo, con gli occhi invece della finanza e delle procure che in tutta Italia appunto stanno guardando, stanno osservando e stanno indagando per trovare i margini di una vera e propria speculazione. Il rincaro dei carburanti che resta appunto una piaga di questo periodo. Contrastare il drammatico rialzo dei costi energetici è l'emergenza immediata che il governo sta cercando di controllare. L'ultimo decreto bollette varato da Draghi sono lo stanziamento di altri 3 miliardi di euro per evitare un disastro, afferma il Premier. Sì, però bisogna avere sempre un ISEE molto basso e quindi non ci sono solo quelle famiglie, ci sono anche le famiglie medie e direi che quello è un problema, insomma, perché tra tassi di interesse che aumentano con i mutui e tutto il resto, le famiglie sono in difficoltà. Secondo i dati Istat di oggi, in un anno il rincaro del gas è del 63%, mentre per l'energia elettrica è di oltre l'81%. E l'inflazione galoppa all'8%. Inoltre il taglio delle accise dei carburanti prorogato al 2 agosto non sta portando gli effetti sperati. Nonostante i tagli delle accise di 30 centesimi, i prezzi dei carburanti stentano a scendere sotto la soglia dei 2 euro al litro. È ancora sopra i 2 euro, sì. Non scende, sempre peggio. Io prima sono passato davanti a un altro Agip e se non sbaglio l'aveva vista a 40 centesimi meno rispetto a qua, era a 2,40 euro e che siamo ancora senza le accise. Secondo me devono bloccarle per un bel po' di tempo, Dovrebbe togliere delle accise. E ce n'è tante, parliamo addirittura della prima guerra mondiale. Quindi. Qualcuno dice però che anche pur togliendole vede che invece la speculazione ho sentito qualche intervista per dire questa è una speculazione, perché diceva un ministro che il petrolio che consumiamo adesso lo abbiamo comprato l'anno scorso. Il problema ci dicono che per raffinare petrolio greggio, trasformarlo in benzina e gasolio, usano molta corrente e molto gas metano. Perciò siamo al punto a capo. Il prezzo del barile costa meno di una volta, però siamo a 2 euro. Quindi cosa vuol dire? Secondo me siamo sempre in una situazione dove noi non possiamo far nulla e comandano loro. E sopra, quello di là è un po' più sotto e non capisco la stessa compagnia, a dire la verità. E questa cosa non mi piace molto perché un po' più in là ce n'è uno che è sotto di 2 euro di poco.
Se tiriamo via le varie commissioni bancarie o delle carte petrolifere ci resta ormai poco, niente, lavoriamo, siamo qua per 1 centesimo al litro e prendiamo da ladri da mattina alla sera. Preferisco che i miei figli si trovino un altro lavoro, perché non sono d'accordo con certe politiche aziendali, ecco, preferisco ritirarmi, andrò a vedere i cantieri come fanno i pensionati italiani. A proposito di commissioni, ieri il primo giorno dei pagamenti elettronici, il POS, insomma, che è obbligatorio l'utilizzo, insomma, averlo per tutti gli esercenti. Vediamo com'è andata il primo giorno nel Padovano, a Padova. E già questo mi viene a costare 30 euro per trimestre, quindi calcolando nell'arco dell'anno un 120 euro che io non so dove scaricare, dove mettere, perché poi alla fine sono costi effettivi che io devo prendere dai quotidiani, dai giornali, che ci danno già poco. Mettiamo anche il POS per il pagamento dei giornali, voi capite che allora è meglio chiudere, chiudiamo baracche e burattini come si dice qua da noi. La categoria degli edicolanti spiega perché è contraria ai pagamenti con il POS. Per loro i costi sono alti a fronte di esigui guadagni. Un esempio su tutti: quando si pagano bollette e ricariche telefoniche, per ogni prestazione il guadagno è di qualche centesimo a fronte invece dei costi di noleggio del bancomat. Di fatto, dicono Daniele e Diego, titolari di 2 edicole delle Terme, non siamo contrari al pagamento obbligatorio con il POS, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo gestire. Noi siamo preoccupati, molto preoccupati per i costi di gestione che comporta la nostra categoria questo tipo di uso di pagamenti. Noi non possiamo permetterci le commissioni e i costi che ci sono in questo momento a livello bancario per la nostra, ripeto, categoria, ma per la nostra tipologia di vendita, perché noi abbiamo costi e guadagni, cioè costi alti e guadagni bassi. Quindi noi viaggiamo sui giornali che costano mediamente €1, €1,50, €2. Se dobbiamo pagare le commissioni sul pagamento del POS non ci stiamo dentro con i costi. I giornali e gli altri prodotti venduti nelle edicole hanno costi fissi che non possono variare per compensare il costo delle commissioni e quindi la situazione per questa categoria come per quella dei tabaccai non è semplice. Abbiamo chiesto anche a livello governativo, a livello di categoria, di avere un aiuto dalla parte delle istituzioni ad avere dei costi almeno calmierati, oppure fino a una certa cifra di pagamento non pagare commissioni. Nell'ultimo periodo sono molte le edicole in città e provincia che hanno deciso di chiudere per sempre. Noi nel periodo pandemico siamo stati aperti, sembravamo che fossimo gli indispensabili, adesso quando vai a bussare a qualche porta per avere aiuti non ci ascolta nessuno, probabilmente siamo una categoria che non interessiamo molto, spero che qualcuno ci dia una mano a livello governativo. E poi in tutto questo, con i rincari e lo scenario in atto, c'è anche il primo giorno di saldi oggi in tutto il Veneto. Per capire quanto sono disposti a pagare per i saldi abbiamo fatto un giro ieri a Padova per capire un po' le intenzioni dei consumatori. Sentiamoli. Che cosa compra con i saldi? Allora devo comprare roba per la casa, tovaglie, asciugamani, tappeti, bicchieri, piatti. Poi devo prendere dei vestiti, dei costumi da bagno se li trovo e forse un paio di sandali. Fa sicuramente parte di quel 44% di cittadini padovani, dato diffuso dall'osservatorio di Confesercenti, che in questo periodo faranno acquisti con i saldi. La signora che abbiamo incrociato che si è dato un budget già in linea con quei 150 euro medi previsti a persona. Possono essere 100 euro come 200 a seconda di quello che trovo, perché non vado mai con un'idea precisa. Vado, vedo se c'è qualcosa che mi interessa, che vale la pena, lo acquisto, e soprattutto sto girando da una settimana per controllare i prezzi, soprattutto di capi di abbigliamento. Consumatore attento questa cittadina che cerca la vera convenienza. I primi sconti non arriveranno al 50%, spiegano i commercianti, con almeno 3 padovani su 10 che continueranno a scegliere il negozio tradizionale. C'è chi farà acquisti, chi è ancora indeciso. Può darsi che prenda qualcosa. Sì. Li sta aspettando? No, non credo. Ha già comprato tutto quello che le serviva? Esatto, sono a posto. O è perché ci sono già tante promozioni prima dei saldi? Ma in realtà non saprei, non acquisto più online.
All'e-commerce, dati di Confesercenti, si rivolgerà circa il 15% di chi farà acquisti in saldo. Il vero protagonista resta l'abbigliamento, anche se qualche cittadino pensa proprio di non partecipare, o almeno non a Padova. Niente? No. Come mai? No, perché ho già tutto, inutile continuare a spendere, cioè non vale la pena. No, perché sono sempre soldi spesi. Credo di no, perché non siamo dalla zona, per cui siamo turisti e i saldi ci riserviamo a casa nostra. Una notizia di poco fa: Papa Francesco ha nominato Monsignor Domenico Pompili nuovo vescovo di Verona. Pompili, che lascia la guida della diocesi di Rieti, è stato per molti anni il portavoce della Conferenza Episcopale Italiana. Pompili prende il posto di Monsignor Giuseppe Zenti, che ha compiuto 75 anni, l'età in cui i vescovi presentano la rinuncia. E lo ricorderete, è stato protagonista in questi giorni delle polemiche per aver scritto una lettera ai sacerdoti della diocesi chiedendo di votare i candidati attenti alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del genere. Insomma, era una lettera chiara per votare il centrodestra e voleva essere una stoccata contro il centro-sinistra di Damiano Tommasi, che però poi è diventato il nuovo sindaco. Dunque il nuovo vescovo di Verona è Monsignor Domenico Pompili, che lascia la guida della diocesi di Rieti. Quindi nei prossimi giorni ci sarà la ufficializzazione vera e propria. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Il giorno dopo il funerale, il giorno anche dei commenti su chi c'era e chi non c'era. Mentre i resti mortali di Leonardo Del Vecchio lasciavano la sua Agordo per la sepoltura a Milano, nei media si cominciavano già a sottolineare le assenze del mondo politico, che sarebbero state notate anche dai familiari del grande imprenditore. A parte il ministro D'Incà per il governo e l'assessore Bottacin per la regione, si notavano più le assenze che le presenze, tra le quali invece, mescolati tra le migliaia di persone che lo hanno amato, c'erano molti rappresentanti del mondo bellunese, a cominciare dal neoeletto sindaco del capoluogo. La mancanza di una persona così importante, una persona che ha saputo partire dal nulla e realizzare veramente una cosa grandissima che dà comunque da vivere a tante famiglie, a tanti luoghi, ha valorizzato un territorio, è veramente triste. Quindi siamo qui a stringerci attorno alla famiglia, a tutti i dipendenti. Rappresenta un'immagine anche della nostra provincia, perché ha dato lustro a tutta la nostra provincia questa grande visione di un comparto come l'Occhiale. Lui avrà previsto, ma sicuramente non possiamo pensare di trovarci in situazioni di disagio. Anzi, io sono convinto che questa cosa sia di sprono anche per le nuove generazioni a fare dei passi importanti. Tutto questo mentre è in corso la composizione del futuro della holding, la quale era a capo Del Vecchio, e allora nel suo testamento Leonardo Del Vecchio definisce la composizione dell'azionariato di Delfin, lasciando la sua quota del 25%, non tutta la moglie Nicoletta Zampillo come era previsto inizialmente, ma ripartita a metà con Rocco Basilico, il figlio da lei avuto col primo marito. Non aggiunge invece nel testamento indicazioni sulla governance della cassaforte lussemburghese Delfin. L'assetto di governance di Delfin è infatti già stato previsto dal fondatore di Luxottica nelle norme statutarie della holding. È tracciato un percorso in cui entrerà in CDA il primo del gruppo degli osservatori, ossia i manager di fiducia a disposizione per incarichi al vertice già designati dall'imprenditore scomparso che di Delfin era presidente. Il nome è noto a tutti, non è noto a tutti, ma gli indizi puntano ovviamente su Francesco Milleri, che abbiamo visto proprio ai funerali e anche il giorno prima presente proprio per omaggiare Del Vecchio alla Camera Ardente, l'amministratore delegato cioè di Essero Luxottica, che ha già preso il posto di Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti e occhiali. Il board di Delfin poi potrà eleggere un presidente tra i propri membri. Questo dunque per il futuro societario di Essero Luxottica e poi anche della holding lussemburghese Delfin, che comprende insomma le varie partecipazioni
Del Vecchio. Lasciamo dunque il tema anche della morte di Del Vecchio, insomma, che ha caratterizzato questa settimana in Veneto, e cambiamo decisamente argomento perché ci si sta ormai preparando a una settimana importante sul fronte degli alpini. Sta per arrivare il raduno triveneto degli alpini, o come dicono tutti la triveneta, insomma, degli alpini, e sarà importante in un luogo importante come Asiago. Siamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, con il presidente della sezione ANA di Treviso, Marco Piovesan. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie mille per l'invito. Allora, siamo pronti, i motori sono caldi. Che cosa, per i pochissimi che non sappiano cosa succede la settimana prossima, che accade la settimana prossima? La prossima settimana abbiamo il nostro raduno del terzo raggruppamento, ho detto anche Triveneto, che per 2 anni rinviato riusciamo veramente a finirlo e definirlo. Abbiamo Asiago come città che ci ospita, con l'Ortigara, che è un po' il simbolo di tutti noi alpini. Allora, sono 3 giorni, diciamo 8, 9 e 10 di luglio, poi il 10 di luglio ci sarà come sempre lo sfilamento delle penne nere, che Antena 3 seguirà ovviamente in diretta a partire dalle 8:30. Come sta preparando la sezione di Treviso? Insomma, uomini in campo, la partenza, come si sta preparando? Siamo pronti, abbiamo tutto pronto, i nostri gruppi sono tutti organizzati, abbiamo la marcia della memoria con i muli che partirà da Treviso giovedì mattina alle 7, che arriverà ad Asiago sabato pomeriggio. Tanti accampamenti, tanta ospitalità da parte della parte di Asiago, dove che tanti gruppi hanno trovato ospitalità nelle famiglie con spazi e quant'altro, quindi tirano su i nostri cari capannoni. Quindi siamo tornati un po' alle origini dei nostri raduni. Ecco, quindi giovedì alle 7 la partenza della marcia della memoria? Ci ricorda cos'è? Allora, il gruppo Città di Treviso, ormai da 10-12 anni, per la Triveneta organizza questa marcia della memoria con la mula, che porterà verso i paesi dove che ci ospitano. E partiranno proprio così, alla mattina verso le 7, poi sposteranno giustamente la mula per i tratti più lunghi, per poi arriveranno a piedi tutti assieme nel luogo della donata. Poi inizio, diciamo, ufficiale della donata l'8, il 9 ci saranno anche dei cori alpini che seguiremo anche qui in diretta, e poi il 10 lo sfilamento. Lo diciamo sempre, l'abbiamo detto anche quando abbiamo parlato della donata nazionale, che abbiamo seguito sempre in diretta, ma insomma è un'emozione tornare diciamo, alle adunate standard, diciamo così. Esattamente, torniamo al nostro vecchio format dove che c'è l'accoglienza, la familiarità e stare assieme proprio per condividere questi momenti che non è soltanto di festa, però anche di cerimonia. Sabato, a differenza degli altri raduni, faremo l'ascensione dell'Ortigara, dove che alle 11 ci sarà la Santa Messa proprio lì nel luogo dove c'è la colonna mozza, poi altrettanto sempre alle 11 al piazzale Lozze, che è quello piano più basso, per dare disponibilità a tutti quanti di partecipare. Anche perché insomma il luogo impone anche una riflessione sulla memoria, la guerra, più di tanti altri luoghi. Assolutamente, questo era programmato per il 2020. Il 2020 era il centenario del primo raduno, primo congresso alpino, addirittura all'epoca si diceva. Era proprio in quel luogo dove che gli alpini sono stati sterminati, quella battaglia è stata veramente cruenta, e dove che quella colonna mozza proprio dà per non dimenticare, e noi saremo lì per non dimenticare. Poi ci sono appuntamenti restando nel Trevigiano anche in questo weekend a Valdobbiadene. Che accade a Valdobbiadene tra oggi e domani? Eh sì, la nostra consorella festeggia anche lei 100 anni, quindi nel tragitto dei vari eventi va nel clou stasera con i cori in piazza. Dalle 8 ci saranno i vari cori che canteranno all'interno della città di Valdobbiadene, e domani mattina avremo il grande sfilamento partendo dai limitrofi, faremo tutta la strada all'interno della città per poi finire in piazza con l'elocuzione e quant'altro, però anche loro porteranno avanti il loro centenario.
Senta, qual è che aria si respira, insomma, di festa, di gioia? Poi gli alpini sono come noi, insomma, sono cittadini come noi, hanno tutte le loro problematiche che stiamo raccontando in questi giorni, c'è la siccità, c'è sempre il pensiero della guerra, ci sono i rincari, insomma, però è un momento in cui un po' si dimenticano i problemi oppure restano comunque in primo piano. Peraltro la siccità è uno dei temi nel quale magari gli alpini possono intervenire, essendo sempre in prima linea per dare una mano. Assolutamente, è un momento di stacco sicuramente, però senza dimenticare dei problemi quotidiani. Quindi anche nel nostro trovare il momento di raduno sarà sempre rispettoso nell'ambito dei problemi che tutti i giorni dobbiamo avere da affrontare. Sicuramente anche il discorso Covid ha un po' rallentato la voglia di trovarsi, però nel raduno, specialmente questo nostro del Triveneto, il terzo raggruppamento, è molto più sentito, degli ultimi anni sempre più sentito, e quindi la voglia di ritrovarsi anche in un luogo molto particolare è tanta. Ecco, proprio il Covid, insomma, stiamo assistendo purtroppo a un aumento di nuovo dei contagi, vi preoccupa questa cosa? Beh, un po' sì, perché anche quando stiamo facendo le nostre cerimonie localmente, nei nostri gruppi, c'è sempre un po' di timore, un po' di paura che si sforzi un pochino la mano e si scaturi qualcosa. Però onestamente siamo confidenti nel buon senso delle persone di capire quando c'è bisogno di usare ancora la mascherina, perché la mascherina sì, si può togliere, però in certi ambiti. Quindi un invito anche da parte mia a tutti i miei alpini che quando si troveranno anche qui ad Asiago in luoghi molto affollati e al chiuso, di indossarla ancora. Ecco sì, ecco, importante questo perché appunto ci sono manifestazioni in cui l'affollamento è inevitabile e fa parte proprio dell'evento, e quindi forse ecco, in questo caso, visto quanto sta accadendo, una maggiore prudenza. L'ultima domanda che le faccio: dopo Rimini temete che ci possa essere siate osservati speciali dopo quelle polemiche che poi peraltro non hanno avuto nessun'altra rilevanza concreta se non quelle denunce che hanno creato polemiche? Temete che che possiate essere osservati speciali? Bah, allora, che ci osservino pure. Noi siamo sereni del nostro essere, del nostro fare. Quello che è successo a Rimini sicuramente è una brutta pagina, un brutto momento, però la gente intelligente può capire cosa realmente poteva essere successo e cosa no. Dopo, controllare tutti è impossibile. Noi siamo sereni, continuiamo la nostra vita associativa e poi sarà quel che sarà. Allora ricordiamo gli appuntamenti, visto che è proprio vicinissimo qui, oggi pomeriggio, domani a Valdobbiadene. Sì, esattamente, stasera alle 8 ci sarà i cori sparsi per la città e domani mattina dalle 10:30 ammassamento per poi la sfilata e la chiusura in piazza Valdobbiadene. Quindi faccio gli auguri a Massimo Burol, al presidente, che per un buon centenario. E poi si comincia a organizzare le ultime cose per la Triveneta e giovedì la partenza, insomma questa partenza particolare giovedì mattina. Benissimo, grazie a Marco Piovesan, grazie e buon lavoro di organizzazione. Grazie mille. Grazie. Allora, restiamo nella Marca Trevigiana, e vediamo invece, tornando un po' alla cronaca, il saluto del questore di Treviso, Vito Montaruli, che dopo 3 anni a Treviso è in partenza per Campobasso e ha parlato tra gli altri anche di un fenomeno di cui ci siamo occupati ultimamente, cioè quello della cosiddetta movida violenta. Allora vediamo e sentiamo le parole del questore Montaruli, insomma, verso il suo addio. Un uso importante di un istituto come il Daspo Willy, che è stato, voglio dire, che è stato applicato solo quest'anno 37 volte e che punisce gli episodi di violenza al di fuori degli esercizi pubblici. Decine di Daspo Willy per placare la movida violenta e le aggressioni gratuite. Il questore di Treviso Vito Montaruli, in partenza dopo 3 anni nella Marca per il nuovo incarico a Campobasso,
In casella questo dato tra le principali attività svolte da Questura e Commissariato di Conegliano sotto la sua guida. Il controllo del territorio è fondamentale perché consente di prevenire i fenomeni criminosi. Siamo arrivati da un controllo di 17.000 persone che era avvenuto che si è verificato nel 2019 a un controllo proiettato con la proiezione al 31 dicembre di quest'anno 25.000 persone. Complice la pandemia, le restrizioni prima, le manifestazioni di protesta poi, in piazza come all'ex caserma Serena, le attività di controllo e identificazione si sono moltiplicate, così come i fogli di via, 61 nel 2018, già 105 nel primo semestre di quest'anno. Lo stesso vale per gli avvisi orali. Ancora da nominare il successore di Montaruli che lascia, sottolinea, una delle province più sicure d'Italia, ma in cui l'attenzione deve rimanere alta. Quello che attira molto l'attenzione dell'opinione pubblica, che li colpisce nel vivo, sono appunto i reati predatori. E là bisogna fare molta attenzione perché è estremamente sgradevole l'accesso in casa di persone che insomma turbano senza dubbio la vita familiare. La cronaca ci porta a Vicenza al termine di un diverbio per una mancata precedenza. Un motociclista con il casco ha colpito in pieno volto un automobilista. Il fatto è successo in una via vicina al centro cittadino della città. Il litigio poi degenerato ha fatto intervenire sul posto un equipaggio dei carabinieri e una pattuglia delle squadre volanti. Una volta sul posto gli agenti hanno cercato di riportare la calma ascoltando le vittime e alcuni testimoni. Nel frattempo il motociclista, in evidente stato di ubriachezza, ha ripreso a minacciare di morte prima i passanti e poi gli stessi poliziotti che a quel punto l'hanno invitato a seguirli, ma al momento di salire in auto per andare in questura ha prima tentato la fuga, poi ha spinto e strattonato gli stessi agenti. Immobilizzato una seconda volta, è stato accompagnato negli uffici di Viale Mazzini e a questo punto per lui sono scattate la denuncia per resistenza pubblico ufficiale e la sanzione per ubriachezza molesta. Restiamo a Vicenza con il servizio della polizia locale in bicicletta proprio in città. Presentiamo un servizio di prossimità di polizia locale in bicicletta. Torniamo dopo tanti anni a istituire un servizio che permetterà ai vigili di girare in centro storico, nelle aree verdi del centro e nelle zone limitrofe, potendo avere un contatto diretto con i cittadini, con i residenti e con i commercianti. Quindi un punto di riferimento che permette attraverso le biciclette anche di intervenire dove serve con velocità. Con la fine dell'emergenza Covid tornano dunque in servizio le pattuglie degli agenti di polizia locale in bicicletta, un servizio analogo a quello dei colleghi della Polizia di Stato appena ripristinato, che fa dell'immediatezza del rapporto con i cittadini e della velocità di intervento nelle aree del centro il vero e proprio punto di forza. Ascolto e tempestività determinante, come quello di martedì, quando verso le 7:30, grazie alle testimonianze di un operatore ecologico, gli agenti di polizia locale hanno bloccato dopo qualche centinaio di metri il ladro di un cellulare sottratto ad una studentessa in via Roma. Un vero e proprio servizio di prossimità efficiente. Saranno a disposizione tutti i turisti che frequentano la città in questo stupendo periodo estivo, dei commercianti, ma di tutte le persone che avessero bisogno anche di informazioni. Saranno anche dedicati a quei fenomeni di accattonaggio e di degrado che ogni tanto succedono qui in centro storico. Ecco, quanti saranno? Avete deciso come? Abbiamo una dozzina di volontari che faranno questo servizio la mattina e il pomeriggio, 2 agenti la mattina e 2 il pomeriggio. Qui Corso Palladio, tutto in ordine, ci dirigiamo verso Corso Fogazzaro. Gli agenti sono equipaggiati con mountain bike, l'ideale per pattugliare le aree verdi centrali come Campo Marzo e le vie del centro. Alle prime ore del mattino saranno di presidio fisso di fronte alla stazione ferroviaria. È un servizio speciale, ma richiede anche capacità speciali? Ma di requisiti particolari non necessitano evidentemente. Si tratta di operatori, di nuovi operatori che sono stati recentemente assunti, che vengono appunto avviati a questa tipologia di servizio che è sempre più cara ai cittadini. E questo è un servizio ovviamente di prossimità, di vicinanza del cittadino, con la quale noi cerchiamo di collaborare al massimo anche con gli esercizi pubblici, e con questo appunto cerchiamo di migliorare il servizio e di garantire più servizi a tutta la cittadinanza. A proposito di sicurezza nelle città, andiamo a Jesolo. Il neo sindaco De Zotti punta sulla sicurezza. Il sindaco Christopher De Zotti annuncia l'arrivo di un nuovo servizio di informazione e sicurezza in città attraverso la presenza di 20 steward per garantire che la movida in una delle spiagge più frequentate dell'Adriatico si svolga senza risse o atti di vandalismo. Abbiamo raccontato tante volte in questo periodo. L'iniziativa prende avvio proprio da oggi. In questo primo fine settimana sarà impiegata una decina di steward, il cui numero aumenterà con il passare dei giorni.
pieno regime. Il servizio impegnerà gli operatori del venerdì e la domenica dalle 23 alle 5 nei mesi di luglio, agosto e settembre. Avranno il compito di informare e sensibilizzare le persone presenti nell'area compresa tra Piazza Mazzini e Piazza Aurora, soprattutto tra i più giovani, sull'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della città, ma anche dell'ambiente, degli spazi pubblici, dell'identità di Jesolo e dei suoi abitanti. Nello stesso contesto prende avvia anche il progetto Bevi responsabilmente, organizzato da FIP e Confcommercio e dall'Associazione Nazionale Magistrati con il supporto del Comune di Jesolo. Un vero e proprio patto tra pubblici esercizi e magistrati per promuovere il rispetto delle norme e l'adozione di buone pratiche contro l'abuso di alcol tra ragazzi e gestori di locali. Insomma, si cerca di frenare il fenomeno della movida violenta, soprattutto a Jesolo. Ormai con l'estate già iniziata, già purtroppo alcuni episodi che la cronaca ha raccontato. Restiamo nella cronaca, ma torniamo a Treviso, la cronaca giudiziaria, uno dei casi più efferati della Marca degli ultimi anni, lo ricorderete, il 71enne Sergio Miglioranza che ha appiccato il fuoco nella abitazione dove si trovavano la moglie e una sua amica per riscuotere l'assicurazione. Le due donne morirono. Ieri c'è stata la prima udienza in Corte d'Assise a Treviso del processo a carico del 71enne. Abbiamo chiesto l'interrogatorio dell'imputato perché il signor Miglioranza ha intenzione di venire a spiegare nuovamente, perché aveva già reso interrogatorio, come sono andate le cose all'epoca dei fatti. È stata questa la prima richiesta della difesa alla prima udienza in Corte d'Assise a Treviso del processo Sergio Miglioranza. Il 71enne accusato dell'incendio della sua casa lungo la Feltrina, a Paese, è avvenuto la sera del 10 giugno del 2020. Miglioranza è imputato di duplice omicidio pluriaggravato e premeditato della moglie Franca Fava, 68 anni, e di un'amica che viveva con loro, di Fiorella Sandra, 74 anni, di Breda. Miglioranza deve rispondere anche di incendio doloso, violazione dei sigilli apposti sull'area e tentata truffa ai danni dell'assicurazione. E nell'udienza di oggi si sono costituiti parte civile sia i figli di Franca Fava che l'assicurazione Vittoria. Ma ritengo che sia un atto quasi dovuto, nel senso che li comprendo e probabilmente al loro posto avrei fatto lo stesso. La seconda richiesta della difesa riguardava gli arresti domiciliari a cui Miglioranza è sottoposto da 15 mesi. Abbiamo chiesto oggi che la Corte valuti un'eventuale revoca o comunque attenuazione, pur mantenendo eventualmente delle altre forme di misura non custodiali, quale l'obbligo di dimora, eventualmente associato anche all'obbligo di presentazione all'APG. D'altronde il signor Miglioranza ha 71 anni e lo spazio in cui si trova adesso è veramente molto ristretto. Fissato anche il calendario delle udienze, la prossima è il 13 settembre. La Corte d'Assise, presieduta dai giudici Francesco Sartorio e Iuri De Biasi, deciderà nelle prossime settimane. Cambiamo argomento, più di 2 milioni di persone assistite in un anno, 1.300.000 bambini sotto i 5 anni visitati nel solo 2021. Il QAM presenta il suo bilancio sociale e ribadisce l'urgenza di vaccinare contro il Covid-19 la popolazione del continente africano, un allarme che era già stato lanciato diversi mesi fa. Continua ad avere l'Africa nel cuore il QAM e all'Africa e alla necessità di vaccinare contro il Covid-19 il grande continente punta anche la sua azione nel 2022. Ma guardando al 2021 sono i numeri pubblicati nel bilancio sociale del QAM a raccontare quanto l'ONG ha fatto in un anno. 2 milioni di pazienti assistiti, 1.300.000 bambini sotto i 5 anni visitati, oltre 3.000 operatori sanitari formati in questa terra bella e poverissima. Ma il QAM non si ferma. Serve un piano vaccinale per l'Africa, continua a ripetere Don Dante Carraro, direttore del QAM, che guarda al futuro con speranza e fiducia. Un QAM che ha visto crescere anche il suo impegno in Italia, dove i volontari hanno supportato attivamente le strutture sanitarie e sostenuto il centro vaccinale di Rubano, che grazie all'opera di 190 persone ha effettuato 48.000 vaccinazioni anti-Covid. QAM che continua a significare formazione e che grazie alla collaborazione con 39 università italiane ha potuto inviare in Africa ben 361 specializzandi e 271 studenti in medicina. Torniamo nella Marca trevigiana. Ha fatto discutere questa storia nel quartiere trevigiano di Santabona, un gatto lasciato solo e senza cibo dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. A
Abbandonato da solo in casa, senza acqua né cibo, dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Aveva solamente la possibilità di passare dal terrazzino al corridoio dove si trovava la lettiera. Un gatto salvato dalla polizia locale di Treviso, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e all'EMPA in un'abitazione di strada Santa Bonanuova. L'animale ha miagolato disperatamente finché dei vicini non hanno allertato le forze dell'ordine. Naturalmente è stato subito soccorso da parte degli agenti del nucleo di tutela animale, che è stato istituito in comando da almeno 6 mesi e che riceve tra l'altro ogni settimana almeno 3 segnalazioni di cani o gatti che vengono abbandonati oppure vengono maltrattati. Naturalmente ricordiamo che si tratta di un reato penalmente perseguibile d'ufficio, per cui anche il proprietario di questo gatto verrà segnalato all'autorità giudiziaria. La situazione in cui il gattino si trovava era estrema. Una volta recuperato è stato portato dal veterinario, visitato e infine accolto nel gattile di Conegliano. Storie che purtroppo, spiegano dall'EMPA, ci arrivano quotidianamente. Eppure dovrebbe essere chiaro che episodi di maltrattamento come questo difficilmente rimangono impuniti. Questo animale d'affezione, di questo gattino, è la dimostrazione della grande attenzione da parte del comando di polizia locale nei confronti appunto degli animali di affezione, che possono essere gatti, cani, comunque tutti gli animali che vengono mantenuti in casa. Dall'EMPA l'appello a chi sta per andare in vacanza: assicurate al vostro micio le condizioni necessarie per il suo benessere quando partite. Spesso si sente dire che i gatti si arrangiano, ma non è così. Come Ente Nazionale Protezione Animali continueremo a denunciare tutti coloro che abbandonano e maltrattano i loro animali. E poi c'è chi invece va tranquillamente e regolarmente in vacanza non abbandonando i propri animali, la maggior parte delle persone ovviamente, poi va in vacanza ma deve stare attento insomma ai vari rischi che si possono trovare in vacanza, soprattutto al mare. Allora c'è stata una esercitazione notturna di salvataggio in mare con tanto di elisoccorso, l'ha organizzata l'ULS 4 in spiaggia a Jesolo, anche per sensibilizzare i turisti sui pericoli che si possono vivere in vacanza. Guardiamo. Una maxi esercitazione di salvataggio in spiaggia al calar del sole di fronte ad una platea di turisti che ne ha potuto seguire le varie fasi anche attraverso descrizioni in lingue diverse per gli stranieri. E così a Jesolo l'ULS 4 non solo ha testato l'efficienza dei mezzi e del personale di soccorso, ma ha anche reso l'esercitazione un'operazione di sensibilizzazione. Abbiamo simulato un primo soccorso di 2 ragazzi che si tuffano dal pontile, è uno degli eventi che purtroppo ancora succedono nelle nostre spiagge, quindi queste esercitazioni che simulano praticamente la realtà sono non solo a scopo informativo ma anche a scopo educativo nei confronti di tutti quei ragazzi, quelle persone che magari si mettono in situazione di pericolo, di rischio durante la vacanza. Il caso scelto per l'esercitazione è drammatico quanto possibile. 2 ragazzi si tuffano da un pontile, uno si lesiona la spina dorsale dopo aver picchiato la testa sul fondale e l'altro rischia di annegare per salvarlo. Dopo l'allarme intervengono nell'ordine i bagnini di salvataggio, 2 equipaggi del 118 e, valutate le condizioni fisiche dei feriti, anche l'elisoccorso. Il tempo è il signore nell'attività del soccorso. Abbiamo visto che in neanche 30 minuti, 25 minuti si sono mossi sia i bagnini all'interno della spiaggia con le moto d'acqua, sono arrivati i mezzi di terra con i quad e le ambulanze e successivamente l'elisoccorso. Dai bagnini alla capitaneria di porto al personale sanitario, l'esercitazione ha dimostrato la fondamentale importanza del lavoro di squadra nel garantire con efficacia il pronto intervento in situazioni critiche. Dopo l'esercitazione in spiaggia, Piazza Carducci ha ospitato lezioni di pratiche salvavita e sono stati effettuati screening gratuiti. Serate analoghe verranno replicate anche in altre località balneari del Veneto orientale. Importante questo servizio di informazione per i turisti. Allora adesso, in pochi istanti, ci sono le previsioni del tempo per le prossime ore, la pubblicità e poi torniamo in diretta e apriamo la nostra pagina politica con i nostri ospiti. A fra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al Meteo. Ci aspetta un weekend all'insegna dell'anticiclone africano con caldo e afa alle stelle. Vediamo il dettaglio di sabato 2 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, cielo in prevalenza sereno in pianura.
In montagna da sereno a poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso delle cime nel corso del pomeriggio, ma innocuo, non sono infatti previste piogge degne di nota. Venti localmente moderati da nord-est, temperature in aumento. Le minime infatti saranno comprese tra 16 e 24 gradi, le massime oscilleranno tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno. Sui monti nel pomeriggio possibilità solo di qualche annuvolamento. Soffierà Borino che farà salire la temperatura ma scendere anche un po' l'umidità. Temperature minime sui 20-25 gradi, massime intorno ai 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni stabili, il tempo sarà soleggiato e il cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Chi si aspettava reazioni, soprattutto dal pubblico, è rimasto deluso. A Mogliano un consiglio comunale tranquillissimo ha preso ufficialmente l'addio del sindaco e della sua maggioranza alla Lega. Voglio rassicurare il Consiglio e i cittadini che la nostra decisione non preclude in nessun modo il proseguo dell'attività amministrativa. Nessuna reazione né dai consiglieri né dal poco pubblico presente, peraltro molto più interessato agli altri punti all'ordine del giorno. Questo passaggio sta passando quasi indolore. Abbiamo comunicato la nostra decisione al Consiglio Comunale come di dovere nel punto che riguardava le comunicazioni e la discussione è rinviata al prossimo Consiglio Comunale che è stato indetto dalla minoranza, dove c'è una mozione di sfiducia nei miei confronti, sfiducia che non c'è perché la maggioranza rimane compatta nell'appoggiarmi ed è stato ribadito anche dai 5 consiglieri che hanno appena cambiato gruppo. Consiglio che si dovrebbe tenere il 26 luglio, mentre la seduta è proseguita con altri 2 temi scottanti, primo dei quali il progetto di un impianto fotovoltaico a nord della città. Quello è un punto importante dove fortunatamente siamo compatti come amministrazione, come Consiglio, anche l'opposizione appoggia la nostra azione contro questo impianto che è un impianto assolutamente in un posto sbagliato. Poi altro punto importantissimo che voteremo questa sera è l'approvazione del piano degli interventi. Raccontato in questa carta dove sono previsti gli interventi urbanistici per i prossimi anni. Diventa finalmente esecutivo questo nuovo piano che riduce di molto la volumetria in città, quasi 100.000 metri cubi rispetto alle previsioni precedenti, e che va a sistemare tutta una serie di cose sbagliate che conteneva il vecchio PRG che ormai ha fatto storia. Meno cemento nuovo e più rigenerazione urbana, partendo da un vero e proprio buco nero. Con questo piano degli interventi approviamo la demolizione e la rigenerazione dell'ex Essicatoio, una zona industriale presente all'interno della città che cambierà funzione e finalmente verrà recuperato quel bubbone all'interno di un quartiere residenziale della città. Allora ripartiamo da qui, siamo in diretta, ripartiamo da qui per allargare poi il giro della politica. Saluto e ringrazio Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega a Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Nonché neo sindaco di Tarza, è la prima volta che la vedo dopo la vittoria a Tarza, quindi le faccio i miei complimenti per la schiacciante vittoria nella sua Tarza. Grazie mille, grazie. Grazie ai miei cittadini soprattutto, sono quelli che sono andati a votare. Ovviamente. Poi Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, buongiorno Zorzi, l'ho vista 2 secondi, l'ho vista sparire, fra poco lo rivedrò. Nel frattempo saluto anche Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Vediamo se Zorzi si è ricollegato, ho visto proprio un flash del suo volto, ma insomma è collegato, so che è collegato. Allora, Boff, ripartiamo da Mogliano. Abbiamo visto un consiglio comunale tranquillo, non era quello il consiglio comunale nel quale si discuterà, diciamo, di quanto è accaduto la settimana scorsa, un po' che ha egemonizzato i titoli dei giornali, almeno nei primi giorni. Ci sarà un consiglio ad hoc, però insomma ecco, Bortolato va avanti per la sua strada, così anche la sua maggioranza. Peccato però che non sia più una maggioranza a guida Lega. Allora le chiedo,
Si parlava il giorno dopo quella decisione, insomma, che ha colto un po' tutti di sorpresa, o almeno chi non fosse addentro alle questioni moglianesi. Si parlava di una necessità, di una possibilità di ricucire lo strappo. A quanto pare non c'è, ma chiedo a lei, visto insomma che lei regge un po' le redini della situazione per quanto riguarda la Lega, c'è ancora un margine o è battaglia persa per Mogliano? Ma diciamo che allora l'attuale amministrazione in carica è stata eletta con i voti della Lega, con il sostegno dei militanti della Lega e anche con il contributo economico da parte della Lega, perché la Lega ha sostenuto quella campagna elettorale che ha visto Davide Bortolato candidato sindaco insieme alla lista Lega, insieme alla propria lista eccetera, ma sicuramente chi ha fatto la parte del leone in quella campagna elettorale fu la Lega che l'ha sostenuto. Detto questo, cioè, è ovvio che durante il percorso ognuno può sempre cambiare idea, è ovvio che pensare che un partito poi che ha un suo equilibrio, una sua democrazia interna, tra l'altro proprio in questa fase dove dopo anni si riparte con i congressi, quindi si ridà la possibilità ai militanti liberamente e democraticamente di votare, pensare che un sindaco possa diventare padrone della sezione e decida chi può andare al voto, chi non deve andare al voto e decida o pretenda questo, è ovvio che in quel momento pretende una cosa che non può essere fatta, perché come un comune il sindaco viene eletto, ha i 5 anni di mandato, dopo si va a elezioni, non è che uno può arrivare al 5º anno e dire no, ma siccome non sono pronto per andare al voto è meglio chiedo al prefetto che rinvii altri 2 anni così mi preparo un attimo e poi si va al voto. No, perché c'è una scadenza che è quella che ci è stata imposta anche dal federale, quella di andare a rinnovare le sezioni, e quella purtroppo è entro fine settembre le sezioni devono andare a congresso, e quindi anche il sindaco, voglio dire, secondo me deve sapere un attimino scindere quella che è l'attività amministrativa nelle quali la sezione, se non per la linea politica, non deve interferire, perché la sezione non deve andare a interferire in quelli che sono gli atti amministrativi, ma logicamente vigilare sulla linea politica che tiene, diciamo, un'amministrazione, e questo va ben scisso anche da parte della sezione, ma anche viceversa non è che il sindaco possa decidere chi dirige la sezione o diventare improvvisamente il padrone della Lega sul territorio. Cioè sono due funzioni che sono ben distinte ed è ovvio che devono rimanerlo. Dopodiché, voglio dire, se uno o se un gruppo di persone politicamente non si sente più della Lega perché non condivide più le idee, non condivide più il percorso eccetera, allora a quel punto, cioè, noi non possiamo costringere nessuno. È ovvio che per tutti i partiti politici, adesso che c'è il partito Draghi, ovviamente con il partito Draghi per tutti i partiti politici è una situazione un po' difficile, tranne ovvio chi è all'opposizione, e quindi però se uno in questo momento decide che la Lega non è più casa sua, cioè noi non possiamo farci nulla più di consigliarlo, di parlargli, di spiegargli come avevano fatto, perché l'interlocuzione con Bortolato era fino alla settimana precedente a quella comunicazione che è arrivata prima ai media e poi a noi come segreteria, dove, fra virgolette, Bortolato ha dichiarato quello che poi abbiamo letto sui giornali insieme alla sua squadra. Ma ovviamente l'impegno che noi ci eravamo presi anche con Bortolato fino alla settimana prima era quello di fare un incontro su Mogliano proprio per andare a dirimere la situazione. Se poi è ovvio, se poi mi si chiede devi eliminare 18, perché 18 sono i militanti che hanno rinnovato a Mogliano, se mi chiedono devi eliminare 18 militanti perché non stanno simpatici al sindaco, è ovvio che in democrazia questa cosa qua uno la vendetta cospetta. Quindi la richiesta era questa? No. Ma ovviamente se io mi trovo in un consesso in cui mi accorgo di non avere i numeri, cioè per avere i numeri o faccio in modo che chi è il mio avversario diminuisca, oppure devo accettare il risultato del consesso e poi, come succede in ogni meccanismo democratico, andare a trattare, a dialogare, a parlare per capire che è ovvio che una sezione eletta, qualsiasi sia il segretario che viene eletto, non è che può fare la sua missione quella di combattere l'amministrazione comunale. Cioè lì gli organi devono poi vigilare sul fatto che la sezione deve collaborare e lavorare nell'interesse dell'amministrazione e per far crescere l'azione amministrativa e la Lega sul territorio.
Ultima domanda, dà per quindi conclusa qualsiasi possibilità di ricucire, secondo lei? Ma allora, la volontà da parte mia, ma anche da parte dei militanti che ho sentito, cioè è tutta di ricucire, non c'è un problema nel non voler ricucire. Secondo me quella che c'è stata è stata più che altro una presa di forza nei miei confronti, cioè far vedere che probabilmente il sindaco comanda di più, oppure è appoggiato, è sostenuto da sfere più alte di quelle che possono essere quelle del segretario provinciale, ma non c'è nessun problema, cioè basta che me lo dicano, io sto prestando il mio servizio alla Lega, se qualcuno ritiene che questo servizio non sia più utile o non sia più necessario, basta semplicemente che me lo comunico, ho tanto da fare perché veramente non ci sono problemi. Ho tantissimi militanti della provincia di Treviso, tantissimi amministratori della provincia di Treviso che mi danno quotidianamente il loro sostegno e che anche mi aiutano nell'azione, eccetera. Ma se poi, io non sono un segretario eletto, sono un commissario, quindi se a un certo punto non assolvo più a quelli che sono i mandati per cui chi mi ha nominato ritiene possa essere utile, a quel punto non si fa altro che dirlo, cioè io ho tante cose da fare, adesso ho il mio comune a cui i miei cittadini ai quali rispondere, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, tra l'altro ho anche un trasloco da fare durante l'estate, per cui non c'è nessun problema, il sottoscritto non è assolutamente indispensabile. Ma mi sta dicendo che ha avuto sentori di qualcun altro che non lo avrebbe più la guida della Lega trevigiana? Ma non lo so, cioè io ho interpretato questa, perché voglio dire, non c'è nessuna logica nell'azione che a mio avviso ha fatto Bortolato, perché ovviamente quando noi parliamo fino al giorno prima, a qualche giorno prima, e diciamo bene, ci diamo appuntamento tra qualche settimana, ci sediamo al tavolo, il provinciale, il regionale, il sindaco, per cercare di trovare una soluzione del problema, e poi a distanza di 3-4 giorni ci si trova con una lettera inviata alla stampa, è ovvio che io, facendo anche un po' un'analisi, l'ho interpretata come una prova di forza con il provinciale. Il provinciale io non ho nessuna né voglia né intenzione di fare prove di forza, per me ovviamente io devo da una parte tutelare la sezione, perché io sono il responsabile provinciale della Lega e i miei soci sono i militanti, i segretari di sezione sono i miei soci primi della cosa che amministro. Ovviamente anche i sindaci sono soci tanto quanto gli altri, e sono soci che tra l'altro ricoprono ruoli in amministrazione pubblica importanti. È ovvio che va tenuto un equilibrio, però l'equilibrio, ripeto, va tenuto un equilibrio, non è che né si può schiacciare uno né si può inibire l'altro. Ripeto, come ho detto dall'inizio, la sezione deve stare ben attenta a svolgere l'azione politica e non andare a mischiarsi sulle questioni prettamente amministrative che spettano agli amministratori eletti. Viceversa, il sindaco deve fare l'azione amministrativa, deve essere in contatto con la sezione sulla linea politica, ma non deve poi andare a ingerire su quella che è l'attività della sezione della Lega, che ha una sua democrazia, proprio in questo momento, tra l'altro, questo è un momento topico, un momento in cui si fanno i congressi e si vota. E poi ovviamente, lo dico da sindaco, non dobbiamo mai dimenticarci che anch'io sono diventato sindaco, però sono diventato sindaco perché prima di me c'è stato qualcuno con la camicia verde o con l'Alberto da Giussano, piuttosto che il Sole delle Alpi, che ha fatto battaglie politiche sul territorio, eccetera, eccetera, finché a un certo punto la Lega è riuscita a portare avanti quelle che erano le sue idee, e a un certo punto si è riuscita ad avere un sindaco in un comune che poi, per l'amor di Dio, ha magari amministrato bene, è stato riconosciuto dai cittadini, però ricordiamoci che la genesi è sempre le battaglie che ha fatto il nostro partito, i nostri militanti storici, la nostra gente sui territori, che poi ci ha permesso di sedere su queste sedie e di governare i comuni. Se ci dimentichiamo che partiamo da lì, facciamo un grande errore. Zorzi, come le inquadrate la vicenda di Mogliano? Le minoranze hanno chiesto una mozione presentato la mozione di sfiducia, come l'avete inquadrata questa situazione di Mogliano? Buongiorno a tutti. Non entriamo chiaramente in casa d'altri a esprimere giudizi. Noi
abbiamo deciso di presentare una mozione di sfiducia perché obiettivamente quello che è successo a Mogliano ha rappresentato un cambiamento del quadro politico e quindi con questa mozione di sfiducia abbiamo voluto in qualche maniera mettere in evidenza diciamo una richiesta di verifica del progetto politico con cui Bortolato è stato eletto e ha assunto il ruolo di sindaco della città di Mogliano. Quindi un atto, ripeto, doveroso nel momento in cui succedono questi fatti che vanno a cambiare, diciamo, il quadro politico. Dopodiché ho ascoltato con attenzione le parole di Gianangelo Boffa. In effetti capisco perfettamente la difficoltà di un equilibrio da consolidare tra le varie anime di un partito, insomma me ne rendo conto anch'io. Io credo però, a differenza di quello che ha detto Gianangelo, che le scelte amministrative sono scelte politiche, qualsiasi scelta amministrativa è una scelta politica e quindi credo che sia fondamentale da questo punto di vista che ci sia un rapporto biunivoco tra chi è in amministrazione e chi alimenta l'azione politica sul territorio, quindi i circoli per noi, le sezioni per la Lega. So quanto sia difficile che questa cosa accada perché poi ovviamente i tempi dell'amministrazione, Gianangelo lo sa, insomma non coincidono con quelli che sono i tempi dell'attività politica di un circolo e una sezione e quindi probabilmente lì possono generarsi dei cortocircuiti che devono essere chiaramente gestiti, ma mi rendo conto insomma della difficoltà, soprattutto in un momento in cui sappiamo tutti, perché lo so io, lo sa Gianangelo, quanto sia difficile portare avanti insomma l'impegno di un partito in un contesto generale che vede i partiti sottoposti a una crisi, diciamo, di credibilità, sbagliando, perché i partiti sono, ricordiamoci, insomma, organizzazioni sancite dalla Costituzione, sono la base della nostra democrazia e su questo noi dobbiamo assolutamente fare un lavoro veramente importante anche culturale, perché in questi ultimi 30 anni probabilmente si è perso quella che è l'importanza del partito politico per la vita della democrazia, anche della democrazia anche nei piccoli, nei centri medi, piccoli, insomma, non solo la grande democrazia parlamentare della Repubblica Italiana. Borgia, chiedo anche a lei un commento su Mogliano. Peraltro si era parlato all'inizio dove andranno adesso questi transfughi della Lega, si era detto forse Fratelli d'Italia ha subito chiuso le porte, è stato molto chiaro da subito il segretario provinciale, il commissario provinciale Montuori, si è parlato avvicinamenti a Coraggio Italia, insomma sono pourparlers. Di fatto questo gruppo entra nel gruppo misto, ma da qualche parte dovrà andare, si pensa, insomma, almeno pensando anche poi alle future elezioni di Mogliano. Come inquadrare il caso Mogliano, che davvero è un caso abbastanza singolare? Guardi, anch'io per quanto mi riguarda sono d'accordo con Zorzi, nel senso che non è mia abitudine entrare nelle discussioni in casa d'altri, perché allo stesso modo non vorrei che nessuno entrasse a casa mia a discutere dei miei problemi personali, per cui non sarà di sicuro Fratelli d'Italia a discutere o a mettere il becco, ci mancherebbe altro. Giustamente ha detto bene il nostro coordinatore provinciale Montuori, non c'è Fratelli d'Italia dietro questa scelta, assolutamente. Su Mogliano non abbiamo avuto nessun tipo di neanche abboccamento, nel senso che non sarebbe corretto nei confronti, primo, dello stesso sindaco, secondo della Lega, dell'amministrazione, per cui sono scelte che sono scelte interne alla Lega e noi non vogliamo assolutamente, come dire, condizionare e fomentare nessuna diceria. Detto questo, allo stesso modo mi piacerebbe che anche gli alleati non esternassero, soprattutto dopo le elezioni, o adessassero colpe per intenderci sul tema di Verona, al leader Giorgia Meloni la responsabilità e al sindaco Sbuarina come dire della sconfitta, e per quanto riguarda Sbuarina della scelta di non avere l'appoggio interno nella maggioranza di Tosi, nel senso che ho visto purtroppo da parte anche di qualche alleato, di qualche consigliere comunale, di assessore degli alleati prendere posizione pubblicamente dicendo che la responsabilità è di Giorgia Meloni. Ecco, è sgradevole, lo dico perché
senza nessun tipo di problema. Mai mi verrebbe in mente di farlo nei confronti di Salvini, di Berlusconi, di Brugnaro e di tutti gli amici e i colleghi dei partiti alleati. Ecco, questa è una constatazione, c'è uno stile, come le ho detto, su Mogliano noi non interveniamo in nessun modo, perché abbiamo rispetto per Gianangelo Boff, per la Lega, per i militanti della Lega. Noi facciamo il nostro, abbiamo i nostri amministratori. Tra l'altro questa è stata una tornata che in tutto il Veneto ha visto crescere la pattuglia di Fratelli d'Italia nelle varie amministrazioni locali, a partire da una città importante come Jesolo, dove abbiamo eletto il sindaco, a Porto Viro, dove abbiamo eletto un altro sindaco, un sindaco donna, e abbiamo eletto tantissimi consiglieri comunali, sono stati nominati assessori. Stavo proprio ragionando qualche giorno fa, io ho 36 anni ma ho cominciato a fare politica a 15 anni con Alleanza Nazionale in provincia di Treviso. Non ho mai visto così tanti consiglieri comunali, assessori, sindaci sotto l'effigie della fiamma tricolore, che è all'interno prima del simbolo di Alleanza Nazionale e oggi di Fratelli d'Italia. Ha chiamato in causa la Lega, ci arriviamo fra pochissimo. Voglio sentire anche un po' cosa dice Boff di queste parole, insomma, da qualche parte che vengono dalla Lega nei confronti di Giorgia Meloni. Vi faccio però, ampliamo il raggio politico, vi faccio vedere, vi dico insomma quello che ha pubblicato in queste ore online il Corriere della Sera, un sondaggio di Nando Pagnoncelli, intenzioni di voto, con il PD primo partito al 20,8%, Fratelli d'Italia al 20%, quindi leggermente sotto ma di poco, e la Lega al 15%. Parliamo di intenzioni di voto, c'è un po' anche il traino evidente insomma di quanto è successo con il ballottaggio, ma allora ripartiamo da qui, riparto da Zorzi, poi vado da Boff, così oltre a commentare questo risponde anche a Borgia. Zorzi, cosa ha raccontato questa settimana? Veniamo da una settimana che ha visto insomma il ballottaggio, ha visto la vittoria storica di Tommasi a Verona, ha visto però anche il PD perdere Feltre oltre che Belluno, però insomma il dato rilevante resta ovviamente Tommasi, il campo largo, questa vittoria importante, le parole anche del segretario veneto Martella che dice un altro tassello verso un percorso che ci porterà alle regionali. Cosa racconta questa settimana politica dopo i ballottaggi? Come ogni campagna elettorale ci sono luci e ci sono ombre. Diciamo che le elezioni amministrative del 12 giugno e i conseguenti ballottaggi hanno portato più luci che ombre per il centro-sinistra in Italia e per il Partito Democratico, nel senso che se lei mi chiede che cosa racconta questa settimana, io le rispondo che visti i successi in città come Verona, Alessandria, Monza, Piacenza, che non ci sono sfide impossibili. Quindi noi partiamo assolutamente da questa base, che non ci sono sfide impossibili, quindi anche un messaggio che dobbiamo rivolgere a tutti noi, a coloro che stanno sui territori, per far capire che se si lavora bene, se si riesce a mettere in campo candidature credibili, con proposte credibili, se si riesce a dare risposte concrete a quelli che sono i nuovi e vecchi bisogni dei cittadini in una fase storica così difficile, se si riesce soprattutto a coinvolgere, a mobilitare l'attivismo dei giovani, come ha fatto ad esempio Damiano Tommasi a Verona, io credo appunto che nessuna sfida sia impossibile. Quindi questo è un messaggio chiaramente per Treviso e per Vicenza il prossimo anno, e in prospettiva per quello che sarà l'appuntamento elettorale con cui si apre il post-Zaia nel 2025. Boff, allora, cosa racconta questa settimana? Adesso c'è anche un titolo, insomma, c'è la Lega che chiede Salvini qui in Veneto per parlare un po' delle questioni anche venete della Lega, e poi magari se vuole rispondere anche a Borgia, insomma, che diceva mi ha fatto piacere leggere insomma di accuse a Giorgia Meloni dopo la sconfitta di Verona. Diciamo una cosa, allora, quello che voglio dire è attenzione, quando noi analizziamo una qualsiasi tornata elettorale dobbiamo sempre essere abbastanza analitici nel capire se abbiamo vinto noi o se hanno perso gli altri, perché sono due cose ben diverse. E voglio dire, se uno interpreta i numeri di Verona,
i numeri di Verona dicono che ha perso il centrodestra, non che ha vinto il PD, nel senso che il centrodestra ha corso spaccato, si è diviso su Verona, la somma del centrodestra a Verona avrebbe stravinto a Verona, per cui sì, onore al merito, bellissima campagna elettorale di Tomasi, lo reputo anche a mio avviso una brava persona, una persona che secondo me saprà interpretare bene l'amministrazione di Verona, speriamo lo faccia cercando di rappresentare il maggior numero di cittadini di Verona possibile, che secondo me questa potrebbe essere la chiave del suo successo anche futuro. Però ovviamente qui ha perso il centrodestra, cioè non ha saputo interpretare la partita del centrodestra, e se io faccio l'elenco dei comuni dove abbiamo vinto, perso eccetera, cioè riesco in maniera abbastanza chiara a capire dove, e voglio dire, il fatto che ci potesse essere qualche problema già ormai a qualche settimana, ancora prima della presentazione delle liste, voglio dire, i segretari, chi lavora all'interno dei partiti già potevano usare dove poteva esserci un problema, dove non poteva esserci. Dopo ovviamente una campagna elettorale, serve una campagna elettorale, qualche punto lo si può rovesciare, però logicamente hai già la sensazione se c'è un problema, se tutto va liscio eccetera. Quindi voglio dire, bisogna capire. Io non ho visto sta grande crescita della sinistra. Secondo me la vera cosa che si affaccia sul scenario politico italiano in questo momento è il partito Draghi, nel senso che questo fatto di essere tutti al governo, e forse in questo momento Draghi sta facendo lo stesso errore che ha fatto Monti poi a un certo punto, dove oltre a essere il tecnico, il Presidente del Consiglio tecnico inviato a gestire una situazione emergenziale con uno schieramenti politici diversi, secondo me Draghi sta cominciando a diventare anche, o vuole cercare di diventare anche un leader politico, e questo secondo me è un errore per lui, e difatti si vede che più volte comunque Draghi entra nel merito anche poi nelle elezioni dei singoli partiti eccetera, e tende un po' a piegare anche la linea politica, e secondo me questo è un grave errore, secondo me, perché non porta e non porterà bene. Non porta e non porterà bene. È chiaro che ovviamente quando succede che perdi in capoluoghi così importanti, allora adesso c'è poco da dire, l'assessore ha criticato eccetera, è ovvio che i vertici pagano dazio, che poi ci sia qualche commento. Io vorrei farvi la cronistoria dei commenti che ci sono stati magari dopo Conegliano nei confronti miei, nei confronti di Zaia, nei confronti di Salvini e di Stefani eccetera. Cioè è ovvio che c'è il tiro del piccione: quando vinci ha vinto chi è sul territorio, quando perdi è colpa del segretario, ma voglio dire, ormai è una storia che la conosco anche se da poco. Boff, secondo lei è stata sbagliata la scelta di Sborina? Era una scelta obbligata perché il sindaco uscente, insomma, di solito è così? Diciamolo. Allora, io dico sempre, no, perché noi diventiamo sempre gli arbitri della partita e gli allenatori del giorno dopo, no? Bene, a chi mi dice questa cosa mi chiedo, ma scusa, l'alternativa qual era? Perché voglio dire, Flavio Tosi ha fatto la tessera di Forza Italia tra il primo e il secondo turno, voglio dire, quindi ancora prima non c'era neanche un'espressione di Forza Italia. Noi avevamo un sindaco uscente che era Sborina, che forse, ecco, se posso dire un errore, ma non un errore perché abbia fatto la tessera di Fratelli d'Italia, ma averla fatta a poche settimane dal voto, secondo me poteva prima andare al voto e poi dichiarare la sua fede, che ormai era già ben chiara a tutti, diciamo, però avrebbe secondo me potuto catalizzare, diciamo, qualche consenso in più di chi magari non la pensa proprio come quel partito. Dopodiché una cosa che vorrei chiarire su tutte, cioè il rapporto che noi abbiamo ad esempio anche con Beppe Montuori, con Fratelli d'Italia, ma anche con gli altri segretari politici, con Fabio Chies, con Giovanni Zorzi in provincia di Treviso, è buonissimo, perché dobbiamo tornare sulla linea politica dei partiti. Cioè, se io ho, anche molte volte quando ci sentiamo con gli altri, cioè, se non è che uno improvvisamente fa la tessera della Lega e un amministratore fa la tessera della Lega e diventa della Lega. Cioè, o uno crede, noi siamo differenti, abbiamo delle linee comuni, ma poi siamo differenti come partiti. La Lega non è Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia non è il PD non è Forza Italia. Forse quest'ultima ci sono tanti punti di incontro ultimamente tra PD e Forza Italia, cioè nel senso che quando vince uno non piange l'altro, ma diciamo non gioisce, e viceversa, quindi
C'è un po'... Poi lo chiediamo a Zorzi. Volevo sentire... C'è un po' una questione di feeling, come diceva Cociante, no? Però vabbè, non importa. Ma detto questo, se uno in quel momento non è della Lega, non si identifica nella Lega, ma si identifica in Fratelli d'Italia, ma faccia la tessera di Fratelli d'Italia, perché ovviamente uno che condivide una linea politica come quella di Fratelli d'Italia è ovvio che in Lega è fuori posto. Dopodiché, e viceversa, voglio dire, i rapporti fra le segreterie, anche con Beppe Montuori, sono molto chiari. Cioè noi quando parliamo anche di chi è in aria di passare da una parte e dall'altra, noi siamo molto corretti tra di noi. È ovvio che chi vuole andare vada, chi vuole venire venga, ma chi cerca di fare semplicemente il salto della quaglia trova il muro sia da parte mia che da parte degli altri partiti, perché ovviamente ci vuole anche la correttezza e dar spazio a chi di tornata in tornata vuole fare il salto della quaglia di qua e di là, non è il caso. Borgia, allora il vulnus che individua, l'unico vulnus che individua Boffa era un po' quello che diceva anche Tony Darè, insomma, prima, nelle settimane precedenti, e questo passaggio a Fratelli d'Italia, insomma, poco prima di scesa in campo, insomma, dell'inizio della campagna elettorale. Può essere questo l'elemento che ha un po', come dire, creato Maretta all'interno del centrodestra, oppure semplicemente Tommasi era più forte e ha vinto Tommasi? Guardi, io devo dire una cosa molto chiara. Giorgia Meloni è riuscita in questi ultimi anni a riunire tutta la destra sotto il simbolo di Fratelli d'Italia, cioè tutti quei militanti, quegli amministratori sul territorio che si erano persi in mille rivoli dopo il disgregamento di Alleanza Nazionale e grazie alla caparbietà di Giorgia Meloni si è riusciti a trovare finalmente una casa. Quella casa è Fratelli d'Italia. Federico Sborina, non credo che nessuno, come dire, abbia fatto un balzo dalla sedia nel momento in cui ha fatto la tessera di Fratelli d'Italia qualche mese fa, mi pare intorno a gennaio o anche prima, adesso non ricordo sinceramente, perché Federico Sborina ha fatto il consigliere comunale, l'assessore di Alleanza Nazionale, era, come dire, un uomo delle istituzioni di centrodestra e marcatamente di destra e prima di Alleanza Nazionale, dopo è diventato di Fratelli d'Italia, perché è stato un percorso che finalmente ci ha rivisto tutti arrivare e tornare finalmente a casa. Per cui, secondo il mio punto di vista, ma sai, io sono un umile vice sindaco di campagna e penso che non sia stato questo che ci ha fatto perdere a Verona. Ci sono tante cause, le responsabilità sono di tutti, perché a me hanno insegnato che quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme. Io stesso, per tornare anche all'argomento dei sondaggi, non li guardo i sondaggi semplicemente perché sono un amministratore che ha sempre lavorato sul territorio, si è preso sempre le proprie preferenze, perché non sono mai stato nominato da nessuno, sono sempre stato eletto dovunque, a partire dalla rappresentanza studentesca nelle scuole, nel partito, quando ho fatto il presidente provinciale dei giovani di Alleanza Nazionale, e poi nel comune. Per cui io vedrò, come tutti gli italiani, se Fratelli d'Italia sarà primo, secondo, terzo partito, solo nel momento in cui gli italiani decideranno e ci daranno questa opportunità dopo le elezioni politiche. Quindi tutti i sondaggi che insomma sono usciti e che escono e continuano ad uscire, secondo me trovano poco spazio, perché poi quello che conta sono i voti degli italiani, e questo succederà tra febbraio e marzo, quando si andrà alle elezioni politiche. Quindi questo non è, secondo me, un argomento che a noi interessa oggi. Noi continuiamo a lavorare e cerchiamo di lavorare e di tracciare la linea per arrivare tutti uniti, perché, continuo a ribadire, lo dico sempre, i cittadini apprezzano il buon governo del centrodestra, perché amministriamo
bene, lo facciamo insieme e ci apprezzano soprattutto perché siamo sempre stati uniti. In quest'ultimo periodo ci sono state qualche frizioni, siamo andati in qualche comune divisi, questo secondo me non deve più accadere, dobbiamo cercare di essere compatti, scegliere i candidati migliori, non ci si può impuntare sempre nei comuni dicendo partendo dal presupposto che a qualcuno spetta per diritto il candidato, bisogna fare dei passi indietro, li abbiamo fatti tutti e secondo me da questi principi. Dopodiché Fratelli d'Italia su Verona ha difeso un principio sacrosanto: un sindaco dopo il primo mandato si ricandida, perché se no ogni volta vorrebbe dire aprire un vaso di Pandora, verificare l'operato, poi su cosa ci basiamo? Sui sondaggi. Sborina era stato il sindaco della coalizione, era giusto che si candidasse. Questo non vale solo perché è di Fratelli d'Italia, vale per tutti i candidati di tutti i partiti della coalizione, per cui la difesa di Fratelli d'Italia è stato del principio che un sindaco dopo il primo mandato si ricandida. Poi saranno i cittadini a decidere se va bene o se va male. Chiarissimo. Zorzi, torniamo... Scusa, Claudio. Sì, Claudio, Boff. Cioè, se Sborina fosse stato sostenuto dal centrodestra, avrebbe vinto il primo turno al 50-56%, giusto? Di cosa stiamo parlando? Perché la somma delle altre due liste, Tomasi non ha vinto il primo turno, non ha vinto al primo turno. Sono assolutamente d'accordo con te. Sono d'accordo con te. È chiaro a tutti, dopodiché qualcuno... Abbiamo perso noi. Certo. Zorzi, hanno perso loro, non avete vinto voi. Riprendo un po' il passaggio che ha fatto Gianangelo sui collegamenti tra Partito Democratico e Forza Italia, perché comunque credo che sia anche giusto rispondere alla luce del sole. Noi siamo all'interno della stessa maggioranza in Europa, la famosa maggioranza Ursula, quindi da questo punto di vista non c'è proprio nulla di strano. Per di più abbiamo più di una volta, anche col segretario Letta, anche qui nei territori della provincia di Treviso, rivendicato, diciamo, la necessità di lanciare un appello a tutte quelle forze politiche e civiche del mondo moderato e liberale che probabilmente non si riconoscono in un centrodestra sotto la fiamma tricolore, con tutto quello che storicamente e culturalmente rappresenta quel simbolo. Quindi da questo punto di vista non mi sembra che ci sia nulla di strano. Stiamo cercando di lavorare, come si è detto. Perdonami Giovanni, se erano rimasti i segretari del PD che volevano smacchiare Giaguaro. Sì, però attenzione, sì, beh, per carità, voi ci governate, cioè il centrodestra voi ci siete dentro comunque con Berlusconi, quindi non è che devi rivolgere a me questa cosa, però vediamo che l'evoluzione dei partiti si è visto anche in questi anni. Guardiamo Luigi Di Maio, da dove è nato politicamente e dove sta arrivando, quindi siamo in una fase di grande ricomposizione, però c'è un tema, e il tema è quello appunto di cercare di dare una risposta alle nostre comunità che si trovano in questo momento in difficoltà tra il caro vita, la crisi energetica, le crisi climatiche, e dare una risposta in termini di concretezza. E quindi questo vuol dire mettere al bando, diciamo, tendenze populiste e cercare di lavorare sulla responsabilità, che è probabilmente la cosa che ha premiato i nostri candidati e le nostre proposte elettorali sui territori in occasione delle amministrative di domenica 12 giugno. Chiudo dicendo: avete perso voi, abbiamo vinto noi. Per carità, tutto si può dire, perché poi è chiaro che ognuno cerca, no, di tirare l'acqua al proprio mulino. Io vedo un dato però che finora non è stato considerato, che è quello dell'astensionismo, e se andiamo a vedere adesso le analisi che a distanza di 2 settimane si stanno producendo, vediamo una cosa chiara, che a Verona e a Padova il nostro elettorato di centrosinistra è andato compattamente a votare sia al primo che al secondo turno nel caso di Verona. Oltretutto a Verona anche con una forza espansiva, perché ci siamo portati a casa anche un pezzo importante di elettorato di centrodestra. Quello che è mancato è l'elettorato di centrodestra. L'estensionismo principale viene da quell'elettorato là, e l'astensionismo dà un segnale. Io credo che su questo sarebbe da valutare, insomma, ripeto, tutto quello che sta succedendo all'interno del centrodestra. Quindi, Giovanni, quindi il fatto che l'astensionismo sia più al centrodestra che non al centrosinistra è un dato storico, voglio dire.
Per carità, però magari un elettore moderato che ha votato centrodestra fino ad oggi e che poi assiste agli show di Giorgia Meloni in Spagna, magari non si sente così convinto di andare a dare fiducia alla coalizione di centrodestra. E su questo, secondo me, noi come centrosinistra chiaramente stiamo lavorando, ripeto, allargando e rendendoci disponibili anche a tutte le forze liberali del mondo moderato, politicamente e civicamente presenti sul territorio. Zorzi, nessuna sfida è impossibile, quindi anche Treviso 2023 non è impossibile? Noi dobbiamo partire dal presupposto che ce la dobbiamo giocare, altrimenti che senso ha fare attività politica, perdere tempo e risorse? È chiaro che noi di fronte a una sfida difficile, per carità, perché la riconosciamo, la difficoltà come quella di Treviso, noi dobbiamo prepararci al meglio, cosa che faremo in queste prossime settimane. Già è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista anche un po' dello schema programmatico, quelli che possono essere anche gli strumenti che possiamo mettere in campo per cercare di mobilitare un po' la partecipazione, come ad esempio le primarie, ma adesso in questi prossimi settimane, prossimi mesi dovremo lavorare pancia a terra per cercare anche di raccogliere dagli esempi di Verona, di Padova, di Monza e anche gli esempi purtroppo negativi come quello di Belluno e Feltre, gli elementi utili per poterci preparare e presentare ai cittadini di Treviso una proposta altamente competitiva. Primaria a ottobre? È sul tavolo, è uno strumento che abbiamo messo sul tavolo e che indicativamente potrebbe diciamo, realizzarsi in quel periodo là. Tutto va chiaramente nella direzione di un momento di partecipazione dell'elettorato di centrosinistra a Treviso, proprio per dare un segnale di presenza che può anche permettere un po' di dare quel carburante giusto per affrontare poi i prossimi successivi mesi di campagna elettorale. Non me lo dirà mai, ma glielo chiedo comunque. Modello Verona, un civico supportato dal PD o un politico del PD, un esponente del PD? Secondo lei a Treviso qual è meglio come figura di candidato? So che non me lo dirà mai. No, infatti non troverà soddisfazione nella mia risposta, nel senso che comunque a parte tutto noi, al di là di quelle che sono state un po' anche le uscite sulla stampa, insomma, di nomi che stanno circolando, noi a livello di nomi non abbiamo ancora iniziato un ragionamento, ma banalmente perché riteniamo che sia importante prima di tutto definire lo schema di gioco. Ho già detto a tanti suoi colleghi, un po' come una squadra di calcio, la si costruisce bene partendo dallo schema di gioco con cui vuoi far giocare i giocatori e poi trovi gli interpreti migliori. Ecco, noi siamo a questo livello qua, cerchiamo di capire esattamente chi possono essere i nostri alleati, quali forze possiamo attivare dalla società civile e poi si ragionerà su quello che è il profilo migliore per interpretare, diciamo, questa coalizione. Borgia, il Fratelli d'Italia insomma ha già fatto capire, noi vogliamo esserci, vogliamo contare per Treviso 2023, stante il fatto che, basandosi sul ragionamento precedente, ma anche dall'evidenza dei fatti, sarà ovviamente Mario Conte il candidato del centrodestra, ma lo diceva anche Giuseppe Montuori, vogliamo contare di più stavolta a Treviso. Certo, assolutamente, ma si conta di più nel momento in cui si prendono i voti. Sai, io sono un amministratore, l'ho detto anche prima, per cui conteremo di più nel momento in cui dimostreremo la nostra forza alle elezioni a Treviso. Per rispondere a Zorzi, credo che intanto, come dire, i cittadini di Treviso si ricordano cosa è capitato nei 5 anni di Manildo, per cui credo che a Treviso sarà molto difficile, visto il disastro dell'amministrazione Manildo di circa 5 anni fa, e quindi sarà difficile mandarci a casa, anche perché abbiamo un ottimo amministratore, anzi degli ottimi amministratori, abbiamo un bravissimo sindaco che è Mario Conte, che io sinceramente, come tutti sanno, stimo, e quindi, come dire, fosse per me, lo sosterrei assolutamente. Dopodiché, come lei ben sa, io non decido nulla e si decidono
come dire, a Venezia, decidono le segreterie di partito. È auspicabile che insomma si vada verso questa strada, anche perché, come appunto dicevo prima, è stato fatto molto in questi 5 anni e i cittadini di Treviso insomma si ricordano molto bene cosa non andava, ed è per questo che hanno scelto di tornare al centrodestra. Detto questo, io sento ultimamente questi toni trionfalistici da parte del centrosinistra e soprattutto del PD. Ricordo che sono stati eletti 54 sindaci uscenti del centrodestra e solo 48 del centrosinistra, per cui le elezioni amministrative nei 142 comuni dove si è votato ha, come dire, vinto il centrodestra perché ha eletto più sindaci, per cui dopodiché possiamo parlare di tantissime altre cose. Non mi è piaciuto sinceramente insomma quanto detto da Zorzi riferito al simbolo di Fratelli d'Italia, perché ricordo a Zorzi che siamo stati democraticamente eletti, mi pare dal 1946 in poi, prima col Movimento Sociale, poi con Alleanza Nazionale e poi con Fratelli d'Italia, e quel simbolo ha sempre come dire dato valori importanti e è stato un simbolo apprezzato e votato da tantissimi italiani, quindi sarebbe irrispettoso fare, come dire, degli apprezzamenti negativi. Detto questo, se poi invece sempre Zorzi pensa che a Verona si è perso perché Giorgia Meloni ha fatto, come dire, un intervento in Spagna su dei temi che, vorrei ricordare, stanno a cuore a tantissimi italiani, anzi penso che i valori che sono stati espressi da Giorgia Meloni vedono l'apprezzamento, credo, della maggioranza degli italiani, ma di questo ne parleremo a urne chiuse dopo le politiche. Non so se voleva Zorzi replicare, ma vorrei andare in pubblicità. Zorzi. No, sì, allora, i conti che fa Borgia sono corretti se prendiamo il dato oggi, però bisogna capire anche da dove partivamo nel 2017, quanti erano i capoluoghi, ad esempio, amministrati dal centrodestra e quanti dal centrosinistra, per capire esattamente la dimensione del risultato, perché altrimenti si dà soltanto un esito parziale. Nel 2017-19 erano i capoluoghi vinti dal centrodestra e 6 soltanto dal centrosinistra. Oggi siamo a 10 e 14, 10 centrosinistra e 14 centrodestra. Questo per dare la dimensione anche della rimonta che c'è stata, perché se guardiamo soltanto questa immagine, dopodiché il disastro di Treviso, perché si parla di disastro dell'amministrazione Manini. Io chiedo a qualcuno di spiegarmi esattamente qual è questo disastro. Perché adesso va bene tutto, perché avete vinto e quindi avete ragione, ci mancherebbe altro, ma io veramente il disastro dei 5 anni di Manildo non riesco a vederlo, e ci siamo interrogati molto in questi anni. Allora qualcuno mi dica dov'è che si è realizzato il disastro dei 5 anni di amministrazione Manildo, al di là delle espressioni appunto retoriche e pompose. Io voglio capire questo, perché in realtà cosa è successo? Che 3 esempi veloci. Secondo me è un po' la raccomandazione che ho fatto anche a Tomasi a Verona, no? Cioè noi molte volte, e devi riconoscermelo questo Giovanni, ci troviamo di fronte a una parte di sinistra intellettuale, radical chic, eccetera. È ovvio che in alcune o molto sociale, in questo caso, cioè, se un'amministrazione di questo tipo va ad amministrare un comune dell'Emilia Romagna, ben venga, c'è sicuramente il consenso di tutta la popolazione, perché la popolazione cresce anche, cioè c'è anche una mentalità diffusa nella popolazione. È ovvio che i trevigiani, i veronesi non cambiano dall'oggi al domani. Non sto dicendo che tutti i veronesi o tutti i trevigiani sono di centrodestra, però crescono in una loro cultura e in un loro modo di essere. Se improvvisamente il sindaco che interpreta il giorno dopo l'amministrazione di quel comune si distacca troppo dai cittadini, non riesce più, cioè Manildo non ha fatto disastri, però a un certo punto Manildo non era più compreso dai trevigiani, cioè i trevigiani non capivano più cosa stava facendo Manildo, perché stava facendo delle cose che non erano capibili dalla popolazione. Pur non avendo fatto disastri come dici tu, lo ammetto questa cosa qua,
Però voglio dire, su alcuni temi a Treviso come a Verona deve essere molto concreto, non puoi essere troppo intellettuale, perché la gente dopo non ti capisce, ma non perché sono ignoranti, ma perché crescono nel mondo produttivo, crescono nel mondo del fare, eccetera. E quindi io la sera delle votazioni su Verona, il consiglio che ho dato, che consiglio si sentirebbe di dare a Tomasi, attenzione a dare la giusta interpretazione, hai una città in mano, cerca di interpretare i cittadini di quella città. Allora vi chiedo una pausa, 2 minuti di pubblicità, poi la politica sta fagocitando un po' tutto, vediamo se riusciamo a parlare di qualcos'altro negli ultimi minuti. Pubblicità. Rieccoci in diretta con i nostri ospiti, davvero pochi minuti, riparleremo una prossima volta di ius, skole e cannabis, che sono anche un po' temi di battaglie in Parlamento in questi giorni, però volevo chiudere parlando con voi del tema dei rincari, perché il dato che oggi c'era su Repubblica è abbastanza inquietante, si parla dell'estate dei rincari con il turista medio, insomma, che spenderà più o meno, secondo un'indagine di Federconsumatori, più 16,8% per una vacanza al mare, più 7,8% per quelle in montagna, più 5,6% per la crociera. Insomma, il turismo soffrirà di questo, rincari sempre più alti nonostante il taglio delle accise, le procure che si stanno muovendo per indagini sulla speculazione per quanto riguarda carburante ed energia. Ci sono queste problematiche, poi noi si discute ovviamente della politica in senso stretto, ma poi c'è questa problematica forte che va in qualche modo affrontata. Zorzi, velocemente. Io capisco perfettamente le difficoltà del settore del turismo, però il pensiero va innanzitutto a chi in quest'estate non può permettersi di andare al mare o in montagna, perché la situazione è veramente drammatica. Quindi brevemente rilancio quelle che sono le proposte del nostro segretario Enrico Letta, che ha presentato 2 giorni fa. Cioè, noi riteniamo essenziale che il governo Draghi adesso porti avanti un'agenda sociale che si concentri su quella che è la questione ormai trentennale in Italia, che è quella del salario. Quindi noi assolutamente riteniamo urgente introdurre il salario minimo in Italia, con tutta una serie di corollari di norme che permetteranno in qualche maniera di evitare astuzie, scappatoie, e quindi una serie anche di controlli, ma soprattutto l'abbattimento del taglio del cuneo fiscale, quindi del costo del lavoro, per rendere le buste paga un po' più pesanti. E in questo momento i rincari dal punto di vista del cibo, dell'energia, quindi che vanno a colpire il 40% del paniere di spesa di una famiglia, sono chiaramente insostenibili, e quindi bisogna intervenire dando alle famiglie più soldi, e quindi questo non si può fare soltanto sul fronte salariale. Quindi taglio del cuneo fiscale subito, anticipandolo anche rispetto alla finanziaria, utilizzando l'extragettito che abbiamo accumulato in questo anno, per cercare di dare una risposta subito agli italiani. Borgia. Che il governo dovrebbe cercare di cambiare obiettivi, orizzonti, ma soprattutto anche strategia, perché su questo tema secondo me è stato fatto pochissimo. Una delle uniche proposte che ho visto sul tavolo sono i cosiddetti 200 euro per i lavoratori. Benissimo, ottimo, ci mancherebbe altro, questa misura può sostenere in minima parte, come dire, l'esborso da parte dei cittadini, ma non basta. Cioè, ci vuole, secondo me, una strategia fatta non in Italia ma in Europa sul tema dell'energia, soprattutto sul tema dell'energia e dei carburanti, perché lo vediamo quotidianamente. Cioè, abbiamo un paese al collasso. Poi ho visto che i giornali dicono che ci sarà un rincaro dei prezzi delle ferie. Non so chi andrà in ferie, perché con questa situazione generale io penso che le ferie si faranno in giornata. Tra l'altro noi veneti siamo fortunati perché qui abbiamo tutto, quindi, come dire, possiamo andare in giornata e possiamo fare vacanza qui vicino. Non so, come dire, come si potrà fare, anche perché ricordo che lo strumento dei bonus viene già utilizzato dalle singole amministrazioni per venire incontro alle famiglie. Per esempio, noi adesso abbiamo il bonus dei centri estivi, nel senso che riusciamo ad aiutare le famiglie
che mandano i figli ai centri estivi attraverso questo bonus. Ecco, quindi già le amministrazioni lavorano con questo strumento. Dal governo mi aspetto molto di più e Draghi doveva essere da parte di tutti, come dire, il presidente di un governo dei migliori, ma a me purtroppo questo governo dei migliori non mi pare ci sia. Perdono tempo a discutere dell'uscita dal Movimento 5 Stelle di Di Maio, perdono tempo a come dire, discutere della politica e delle poltrone e delle discussioni interne ai partiti, piuttosto che occuparsi e soprattutto avere una strategia che possa incidere realmente sulle tasche degli italiani, perché io non so se loro si sono resi conto, ma vedo quotidianamente le problematiche dei nostri cittadini. Mi arrivano continuamente messaggi, telefonate di cittadini, anche di imprenditori che hanno il 40, il 50, il 60% di aumenti, bollette da far spavento, e allora su questo secondo me il governo deve lavorare. Ha fatto poco, davvero poco. Banca Italia peraltro qualche giorno fa ha lanciato l'allarme, insomma, nel suo rapporto Veneto, 300.000 famiglie venete a rischio povertà. Bof, chiudiamo con lei, visto che ha parlato del partito di Draghi, cosa deve fare Draghi? Cosa deve fare il partito di Draghi? Ma è anche la maggioranza dove siete voi insieme al PD, insomma, ecco. Questo è il vero tema del momento, è il vero tema in cui, lei prima diceva non possiamo stare là a parlare di politica, però secondo me qui deve intervenire la vera politica, l'idea politica, perché non è possibile che noi oggi abbiamo il problema del caro energia quando oggi il prezzo di interscambio del gas, ad esempio, è più basso di 16 mesi fa. Vuol dire che la finanza sta speculando sulle disgrazie di una guerra in Ucraina per tenere alti i prezzi, per creare speculazione finanziaria sui prezzi. Non è possibile che noi abbiamo le stalle che producono latte che chiudono perché i prezzi con i quali viene prelevato il latte è troppo caro, ma poi quando andiamo sui balconi dei supermercati troviamo il latte a prezzi notevolmente più alti. Cioè c'è qualcuno che specula su queste cose, e qua secondo me ci vuole più presenza dello Stato, più presenza della politica, perché non possiamo lasciare in mano, perché attenzione, queste cose qua saranno sempre di più e saranno sempre peggio. Cioè se noi lasciamo tutto in mano ai mercati, alla finanza, che sull'ispirazione di un neoliberismo molto spinto possono fare quello che vogliono, cioè quando cominceranno a partire le speculazioni sui beni alimentari, sulle cose da mangiare eccetera, cioè ci troveremo di fronte a disastri che finché colpiscono l'Africa magari ci preoccupiamo poco, ma quando cominceranno a colpire i nostri paesi ci preoccuperemo. Quindi secondo me qui ci vogliono degli interventi importanti, cioè l'Europa faccia vedere che è Europa e batta un colpo anche sulla regolamentazione dei prezzi, perché non può essere, come ripeto, noi possiamo e dobbiamo aiutare le famiglie se possiamo farlo, ma non può essere, perché alla fine di questa filiera, se il prezzo di interscambio del gas di 16 mesi fa era più alto di oggi e oggi abbiamo il problema delle bollette, vuol dire che in giro per il mondo qualcuno sta speculando su questa cosa qua, perché non è possibile che altrimenti sia così. Quindi qui secondo me ci vuole la politica che dica che i cittadini sono sovrani e non è la finanza sovrana. Benissimo, chiaro, grazie allora Gianangelo Boff, grazie a Claudio Borgia, grazie a Giuseppe Zorzi. Ultimo aggiornamento di cronaca, un incidente avvenuto in Istria, purtroppo 2 vittime venete, una 39enne di Noventa di Piave e un 46enne di Oderzo che erano in moto, uno scontro con un furgone targato Fiume avvenuto ieri pomeriggio, purtroppo entrambi sono poi morti all'ospedale, quindi 2 vittime purtroppo venete in Istria con un incidente. Grazie davvero per averci seguito, grazie ai nostri ospiti, noi ci rivediamo questa sera a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.